Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla nuova puntata di Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la polizia locale di Trieste, le previsioni meteo e poi naturalmente gli ospiti a partire dalle ore 8 con noi Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia e poi dalle 9 alle 10 spazio alla speleologia con Marco Restaino e Paolo Guglia. Iniziamo subito dalla prima pagina del quotidiano Il Piccolo per vedere le notizie del giorno. Subito sotto la testata Startech, bluff dell'azienda, niente paghe, ore di tira e molla, promessa non mantenuta, problemi tecnici con i bonifici. Caro carburante, aiuti alle aziende per 15 milioni. Poi l'apertura di giornale, caos in Piazza Libertà, coltellate, grida, sangue. Nuovo episodio di violenza nel giardino di fronte alla stazione, tentato omicidio, caccia all'aggressore, in arresto un clochard armato. Un immigrato ferito da più fendenti a metà pomeriggio, shock tra i turisti di passaggio con i trolley in arrivo ovviamente dalla stazione. Pomeriggio di sangue in Piazza Libertà, l'ennesimo e stavolta si è rischiato il dramma. Un ventenne afghano è stato accoltellato da un connazionale, ha riportato ferite profonde, ma non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17 tra decine di passanti, ma anche tanti turisti e pendolari diretti alla stazione. Arrestato anche un clochard armato. E poi Venezia in 3.000 contro Israele, Salvini attacca l'Unione Europea, il ministro del padiglione russo, tensioni all'Arsenale con 3.000 manifestanti contro il padiglione di Israele alla Biennale, il ministro Salvini del padiglione russo attacca l'Unione Europea. Madre sparita con 2 figli, ricerche serrate a Tarcento, qui le immagini dell'allestimento del campo base. Poi tema che abbiamo trattato ieri in apertura di TG e ieri sera a Ring con il sindaco di Piazza, la lettera congiunta di Piazza Cosolini e il presidente Petrucci contro il furto del titolo sportivo della pallacanestro Trieste, l'appello dei 2 sindaci, la FIP rispetti Trieste, il sindaco di Piazza e l'ex primo cittadino Cosolini, l'appello comune con una missiva al presidente federale Petrucci. Acegas PS Amg in scadenza, acqua, un mese per decidere, concessione a gara europea. La scadenza della concessione del servizio idrico ad Acegas, tempi stretti. Nel deposito di Prosecco in frantumi, parabrezza e finestrini degli autobus, 4 quelli gravemente danneggiati con danni per migliaia di euro. E poi caso Resinovic, l'udienza in aula Visintini e vicini di casa, noi diffamati davanti a tutti. Il vertice a Palazzo Chigi, Meloni Rubio, prove di disgelo, le basi in Italia, decide Trump. E poi ancora a Rossetti Colossal con Piramidi, arriva il musical Il Principe d'Egitto che abbiamo illustrato ieri nel servizio del nostro Umberto Bosazzi, tra l'altro degli stessi produttori del Fantasma dell'Opera. I 320 lavoratori di Startech ancora senza stipendio, presidio ai cancelli lunedì, ne abbiamo parlato ieri sera, il CEO si era impegnato a versare le paghe di aprile ieri, ora slittano dopo il weekend, volevamo liquidare un anticipo di 850 euro ma ci sono stati problemi tecnici con i bonifici, quindi stando a quelle che sono le risultanze arrivate ieri anche nel nostro telegiornale, le paghe saranno versate lunedì. Ovviamente c'è già la prima reazione sindacale molto forte, i sindacati indignati, credibilità zero, è stato un tradimento, dicono. Scusate. Le sigle chiedono che sia convocato presto un tavolo al Ministero, mettere in fila le responsabilità, gli impegni e le risposte sul futuro del sito. Filmcisl, le scuse e le promesse non pagano il mutuo, Wilm sembra solo una strategia per prendere tempo. Gli assessori regionali Rosolene e Bini, atto gravissimo, Confindustria Alto Adriatico, imbarazzo, Serracchiani e vertici del PD triestino, chiarire la questione del Golden Power che riguarda chiaramente l'azienda nei vari passaggi ancora dalla proprietà che conoscevamo come Flex sino appunto a quella della Startech in anni complicati che sembravano risolti pochi mesi fa e invece hanno riportato l'avvertenza in primo piano. Dialogo Meloni-Rubio sul tavolo Iran e Libano, ma restano le distanze. Prove tecniche di disgelo, la Premier, entrambi difendiamo i propri interessi. Il colloquio a Roma
Non è bastato a sciogliere tutti i nodi, sul tavolo anche Beirut. Prove di disgelo a Roma, al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, nonostante si desideri girare pagina. Ottimo incontro con la premia italiana Meloni, che rafforza una partnership strategica, ha commentato Rubio su X, con il capo della diplomazia americana, che ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti e una stretta collaborazione sulle priorità condivise. Colpite 2 petroliere iraniane, l'ira di Teheran sugli Stati Uniti, i negoziati procedono incerti, Trump attende una risposta sul piano di pace, Vance incontra il premier del Qatar. Salvini al padiglione russo, l'attacco all'Unione Europea, volgare, il vice premier fa un tour tra Giardini e Arsenale, dagli Stati Uniti all'Italia, stoccata sulla questione dei fondi, butta fuoco in cassa di nuovo l'appoggio di Zaia e Brugnaro e 16 paesi aderiscono allo sciopero. Caos biennale uguale caos istituzionale, al punto che il momento clou diventa l'inaugurazione del padiglione Venezia e non quello del padiglione Italia, cambiando la geografia del consueto cerimoniale, al punto che il ministro della Cultura Alessandro Giuli diserta e arriva in un tour personalissimo con tappa anche in Russia. Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, sono qui per mettere il mio mattoncino e porre fine alle polemiche, dice. In 3.000 al corteo, indetto contro Israele, scontri con la polizia, tensioni all'Arsenale dopo il tentativo di alcuni manifestanti di forzare il blocco e raggiungere il padiglione di Tel Aviv. Slogan per Gaza e contro l'esposizione. Crollano i laburisti, ma Starmer resiste, trionfo di Farage, un giorno storico, le amministrative in Gran Bretagna, il partito di governo KO pure in Galles, bene, libera le Verdi, ottimo risultato anche per i movimenti indipendentisti. Pola, invenduto il park rotante, dismissione sempre più vicina, a vuoto anche il secondo bando pubblico per l'alienazione della struttura, è costato 700.000 euro ed è gestito dalla società municipale Pula Parking. NIS, un imprenditore serbo offre 2 miliardi per le quote, si complica il caso del colosso degli idrocarburi sottoposto a sanzioni americane, il 51% in mano a Gazprom, all'ungherese Molentro entro il 22 maggio, Vučić conferma. Madre scomparsa con 2 figli, ricerca tappeti in Friuli, a Tarcento un centinaio di uomini impegnati per trovare la donna e i 2 ragazzi avvistati nel Isontino. Un campo di base operativo, oltre 100 uomini impegnati tra boschi, sentieri e aree montane, droni in volo, cani molecolari e anche un elicottero che sorvola il territorio di Tarcento. E sono tanti gli investigatori impegnati anche sul posto e negli uffici. Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, dei figli di 16 e 14 anni, scomparsi dal 20 aprile dopo essere partiti da Castellarquato nel Piacentino in direzione del Friuli Venezia Giulia. Aiuti alle imprese dei trasporti contro il caro carburante. La Giunta stanzia 15 milioni. A beneficiarne saranno anche le piccole e medie imprese che operano nel comparto della logistica, più esposte ai rincari, contributi a fondo perduto concessi automaticamente, ma anche fondi per nuovi impianti fotovoltaici. Stanziamento per le PMI colpite dai rincari, 14 milioni e 4, imprese coinvolte, priorità logistica e trasporto, codice Ateco definiti dalla Giunta con un atto successivo, procedura domande a sportello con iter semplificato. Sergio Emilio Bini, l'assessore alle attività produttive, dice: riprendiamo il modello adottato con efficacia in situazioni emergenziali come dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Enrico Rosina, capogruppo trasporti e logistica di Confindustria Udine, dice: ben vengano tutti i sostegni possibili, è un periodo di affanno e fatichiamo a vederne la conclusione. Rinnovo del comparto unico, misure per le nuove province, rinnovo
2022-24 del contratto pubblico impiego regionale guarda già le nuove province, uno dei vari passaggi inseriti nella preintesa sottoscritta giovedì sera da parte pubblica e da tutte le sigle sindacali, che prevede anche la conferma delle 6 mensilità riconosciute al dipendente che si sposta da un ente all'altro. La novità però è che l'incentivo varrà solo per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 1 anno. Bonus per la casa e busta paga, incentivi per la maternità, soprattutto per le mamme giovani, Fedriga, misure concrete contro la denatalità, Rosolén, piano strutturale. Andiamo a vedere allora il servizio sui bonus regionali per le giovani madri con l'intervista anche all'assessore regionale alla famiglia Alessia Rosolén. Supportare le mamme nel primo anno di nascita del figlio, quando la parte salariale viene tagliata, e intervenire soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, dove la precarietà e il potere d'acquisto sono più bassi, anche rispetto a una certezza come quella della casa, per noi è fondamentale. Questa è la ratio degli interventi per le famiglie messi in campo dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare dedicate alle giovani madri. 139 milioni sul triennio 2026-2028 per le 3 nuove misure su complessivi 493 milioni dedicati a tutto tondo ai nuclei familiari. Si interviene sul fronte del lavoro in gravidanza, compensando i tagli salariali pari al 20%, con un sussidio mensile di accompagnamento alla maternità da 250 euro di base, che sale fino ai 500 euro per le madri fino ai 30 anni, con ISEE entro i 35.000 euro, e un bonus per l'acquisto della prima casa che può coprire fino al 50% del prezzo dell'immobile entro un tetto massimo di 40.000 euro, quest'ultima misura esclusiva per le madri under 30. Il sistema prevede vincoli di residenza continuativa sul territorio regionale e l'obbligo di dimora abituale nell'immobile agevolato per almeno 5 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme. Non so lei, ma io ho vissuto in una casa Ater con i miei genitori tutta la vita. Credo che un contributo di 40.000 euro per l'acquisto di una casa, che ha come massimo importo i 200.000 euro, per una persona sotto i 30 anni sia particolarmente importante. Proseguiamo con l'adunata degli alpini di Genova. Domani Tele4 sarà in diretta a partire dalle 7:30 per tutta la giornata per seguire l'adunata e la sfilata degli alpini. Un'adunata ostacoli tra proteste e volantini, ma la gente è con noi, comparsi i manifesti contrari all'ANA, una chiesa ha chiuso causa alpini, i presidenti delle sezioni di Udine e Padova vogliono solo farsi pubblicità, dicono. Un'adunata ostacoli, quelli che compaiono tra i carruggi di Genova, là tra i vicoli stretti della città ligure sono apparsi volantini manifesti contro il raduno nazionale. Non c'è festa se c'è chi molesta, non siete benvenuti, si legge. Sempre là un gruppo di penne nere è stato vittima di un lancio di barattoli di vetro e una chiesa, quella di San Torpete, domani chiuderà a causa alpini. Questo è insomma quello che emerge. La sindaca Salis ha ricordato l'aiuto delle penne nere in occasione del crollo del ponte Morandi. I gruppi da Trieste e Isontino, clima positivo e città accogliente. A Trieste in particolare ieri mattina abbiamo seguito l'avvio l'inizio del viaggio alla volta di Genova della sezione triestina degli alpini Guido Corsi, e quindi sono stati proprio in partenza davanti ai pulmini con loro. Questo è il motto Triesti, la va di ben, che la va di mai, sempre allegri ma in passione, viva la E attraverso un inno tipicamente triestino che la sezione locale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, questa mattina si è messa in marcia per l'adunata di Genova in programma da oggi a domenica. Gruppi organizzati come quelli intercettati questa mattina dalla sede delle Penne Nere Triestine, sezione Guido Corsi, ma anche molti altri che raggiungeranno il capoluogo ligure autonomamente, tutti accomunati dallo spirito d'appartenenza, dalla volontà di ritrovarsi, festeggiare e domenica sfilare nel tradizionale cerimoniale nazionale. Grande senso di appartenenza, vogliamo partecipare alla festa, qualcuno di noi è già partito, ci ha mandato alcune foto da Genova, si stanno
già immergendo in quella che è una grande festa, una grande occasione di ritrovarsi, una grande occasione di confermare quelli che sono i nostri valori. Pochi giorni fa è stato il 6 maggio, ricordiamo tutto quello che gli alpini hanno fatto in occasione del terremoto del Friuli e quello che hanno fatto in occasione di tutte le emergenze che ci sono, pronti a partire, pronti a servire, ma anche pronti a godersi qualche momento così di festa insieme, lo stare insieme, il ritrovarsi, riaffermando appunto quelli che sono i valori della solidarietà e quelli che sono i valori anche dell'appartenenza nazionale. Qualche amico triestino si vede solo in adunata, per cui anche gli amici che poi ogni anno si sa più o meno che vengono, che vanno a Genova indipendentemente dalla sezione, li ritroviamo a Genova. Ma ognuno ha i compagni di corso, io ho fatto il 150esimo e abbiamo la nostra chat e c'è già qualcuno appunto che manda le foto, dice vi aspettiamo, vi troviamo, ci si vede poi sicuramente a fare qualche bevuta insieme. Bene, proseguiamo. Intesa trimestre record con 2,8 miliardi di utili, noi fuori dal risico. Il CEO Carlo Messina ha chiarito che Generali non rientra negli obiettivi dell'istituto di credito, abbiamo una quota di mercato in Italia che non ci permette di intraprendere transazioni. Dazi sul caffè, Trump avrebbe perso popolarità, Andrea Illy a San Paolo, imporre dazi sul caffè per Donald Trump sarebbe un suicidio elettorale. Arriviamo alle pagine triestine. Il risico dell'acqua, un mese per decidere, di Piazza bandiremo una gara europea. In scadenza la concessione del servizio idrico ad Acegas, a giugno Ausir dovrà indicare fra gestione privata o in-house. A 15 anni dal referendum che vide la quasi totalità degli italiani, scrive Francesco Codagnone, accorsi al voto per esprimersi perché sull'acqua non si facesse più profitto, Trieste si prepara a affrontare la scadenza della concessione del servizio idrico integrato attualmente affidata a Acegas. Il passaggio epocale destinato a delineare il futuro di un settore cruciale, chi vede da una parte Regione da tempo avviata verso un percorso di aggregazione delle multi-utility pubbliche e dall'altro Roberto Di Piazza a slanciarsi per il rinnovo dell'affidamento a privati. Dal gruppo comunale di Adesso Trieste, spinta verso il pubblico per contenere i prezzi e mantenere il controllo, tra i nodi da sciogliere c'è la quantificazione del valore residuo degli investimenti. Sugli stipendi d'oro dei dirigenti, caso innescato qualche settimana fa, errore nell'inserimento dei dati, la Multiutility risponde alle osservazioni di sindacati e municipalisti sulle bollette precise, costi alti per le caratteristiche della città. Macello di Prosecco, fissata la nuova asta, le offerte partono da 220.000 euro, il quinto tentativo di vendita, c'è una proposta d'acquisto, l'apertura delle buste fissata per mercoledì 20 maggio. C'è da dire che però sulla riapertura del macello di Prosecco ci sono forti polemiche, ne abbiamo parlato ieri mattina a Sveglia Trieste con i promotori della petizione contraria alla riapertura, gruppi di ambientalisti e animalisti. E poi tutto ciò ha suscitato il dibattito serale nella puntata di Ring. Come ormai già noto da diverse settimane, a Prosecco potrebbe riaprire l'ex mattatoio, chiuso da anni dopo il via libera dell'amministrazione comunale all'acquisto della struttura con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha previsto un finanziamento da 400.000 euro. L'obiettivo è realizzare un nuovo punto di macellazione a servizio degli allevatori del territorio, dopo la chiusura del macello di Cormonz. Contro il progetto si sono mobilitate numerose associazioni animaliste e ambientaliste, che in pochi giorni hanno raccolto circa 700 firme inviate al Comune di Trieste e circa 3.400 sottoscrizioni nella petizione lanciata online. I firmatari contestano la riapertura della struttura per ragioni etiche, ambientali e sanitarie, evidenziando possibili ricadute sulla qualità della vita dei residenti, sull'impatto ambientale e sulle condizioni degli animali. Noi siamo in una zona di bassissima produzione di carne di suino. 79 attività presenti sul territorio coperto da SUGI, di cui una sola con scrofe riproduttrici e le altre con una produzione minore di quello che è definita una piccola impresa, ovvero 40 capi. Noi siamo in un territorio in cui il cinghiale è sicuramente presente,
ma promuovendo questo tipo di attività noi andremo soltanto che a incentivare la presenza del cinghiale. Nel momento in cui i cacciatori potranno vendere la carne che verrà lavorata qui, si creerà un business che non è gestibile su un territorio come il nostro. Le associazioni segnalano inoltre criticità legate al traffico, ai rumori, agli odori e alla gestione delle risorse pubbliche. 3 motivi di base: uno etico, che nel 2026 ci possono essere alternative alla macellazione di animali, un economico, finanziamento della regione dato pro bono, così 400.000 euro senza nessuna garanzia poi da parte del comune, e poi anche un impatto ambientale. L'impatto ambientale: siamo in una zona verde, siamo in una zona abitata e siamo in una zona che non ha bisogno né di inquinanti né di camion che vengono. Sul tema è stato organizzato un incontro pubblico in programma mercoledì 13 maggio alle 17:30 alla Libreria Minerva di Trieste, durante il quale saranno illustrate le motivazioni della protesta contro la riapertura dell'impianto. Bene, ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico e viabilità. Luisa Mastracchi, ispettore superiore della Polizia Locale, per le notizie del giorno. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, guardi, intanto per il momento non abbiamo segnalazioni di intralci o di incidenti che creino restringimenti di careggiato o altri problemi simili, e per la giornata di oggi posso segnalare intanto che ci sarà un corteo alle ore 10 con partenza da Campo San Giacomo e arrivo in via Von Broek 3 presso la Torre dell'Oid, percorrendo appunto la via San Marco, nostre pattuglie sul posto per la viabilità. Altra notizia: oggi celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e ci sarà una cerimonia in piazzale Caduti di Nasseria presso il Ferdinandeo verso le ore 11, quindi attenzione, lì potrebbero esserci dei problemi di intralci o comunque di persone in careggiata per attraversamenti. Poi dalle ore 11:30 alle ore 13 in Campo San Giacomo ci sarà una manifestazione di sostegno agli studenti in Serbia, con presenza di circa 20-30 persone. Ricordo un restringimento di careggiata per uno scavo in via San Giacomo in Monte, Frausin Veronese, anche qua nelle ore critiche presenza di nostro personale sul posto. Rimane la chiusura della via Pindemonte all'altezza con la via Crispi, e ultima notizia ancora, la Galleria Carso chiusa fino al 28 del 5 in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padriciano. Questo per il momento è tutto, saluterei e restituirei la linea. Grazie per le informazioni. Proseguiamo con quella che è stata la cronaca di giornata, purtroppo parecchio cruenta, nel pomeriggio sera di ieri. Ancora urla e sangue in Piazza Libertà, ha coltellato un 20enne afghano. Lo straniero è stato colpito con 3 fendenti al gluteo da un connazionale e poi fuggito verso il Porto Vecchio. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 di fronte ai passanti diretti in stazione. Il livello dell'allarme che poi è rimasto alto per 3 motivi. L'accoltellatore è riuscito a scappare, ha preso la direzione del Porto Vecchio dove probabilmente dimora e si è nascosto all'interno dei magazzini dove presumibilmente passa la notte. C'è da dire che dietro all'episodio potrebbe esserci il traffico di droga collegato agli episodi di spaccio della piazza antistante della stazione. Andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dal nostro Gianluca Paladin insieme a Guido Indri. Ennesimo episodio di violenza in Piazza della Libertà a Trieste, un accoltellamento, una lite fra 2 cittadini stranieri, 3 i fendenti che hanno raggiunto il gluteo del malcapitato. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale che procedeva con i rilievi, agenti alla ricerca del coltello utilizzato per ferire il migrante. Poi è partita la caccia all'aggressore che potrebbe essersi rifugiato fra i magazzini del Porto Vecchio. Ha 20 anni ed è di nazionalità afghana il giovane colpito al gluteo con 3 fendenti. Alla base delle motivazioni del gesto ci sarebbe un affare di droga.
La lite è partita dal lato della piazza che dà verso via Ghega. Le macchie di sangue raccontano il percorso che ha fatto la vittima per fuggire dal suo aggressore, per poi infine accasciarsi su questa panchina. Come vedete è davvero pieno di sangue, ci sono anche degli indumenti anch'essi lordati di sangue, così come le macchie non solo sull'asfalto ma anche sulla panchina. E mentre le forze dell'ordine procedevano con i rilievi, ecco un altro episodio dal lato di Viale Miramare. Un senzatetto straniero stava urinando sul marciapiede. Un agente di polizia gli ha intimato di smettere. Per tutta risposta l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un oggetto contundente per poi minacciare il poliziotto. Dunque è scattato l'arresto. Situazione quindi quanto mai complessa ieri pomeriggio per le forze dell'ordine in Piazza Libertà. Un mese fa 3 persone in ospedale, le armi usate dopo una rissa alcolica, era l'ultimo episodio che vi abbiamo raccontato anche in questa occasione nel nostro telegiornale della sera, e poi appunto anche qui il quotidiano Il Piccolo fa riferimento all'episodio raccontato ieri da Gianluca Paladin, tenta di aggredire gli agenti, arrestato un senza tetto proprio mentre erano in corso le indagini sul fatto di sangue, quindi insomma una situazione quanto mai complicata, quella che si vive ormai giornalmente in Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco per il resto della rassegna stampa, poi iniziamo la parte con gli ospiti. Bentrovati ancora in diretta su Sveglia Trieste, proseguiamo con la nostra rassegna stampa che ci porta alle altre notizie di cronaca di ieri, in particolare al raid vandalico nel deposito di Prosecco, distrutti i vetri degli autobus, 4 veicoli presi di mira, sono stati infranti parabrezza e finestrini. Il presidente di Trieste Trasporti, Marzi Wildauer, atto deplorevole, un danno per tutti gli utenti. Allora andiamo a vedere quello che ha raccolto ieri mattina il nostro Bernardo Gulotta, che è stato sul posto proprio davanti alle vetture vandalizzate nel deposito di Prosecco. Grave atto vandalico ai danni di 4 autobus della Trieste Trasporti, ignoti si sono introdotti questa notte al deposito di Prosecco e hanno causato i danni che vedete dalle immagini, i vetri frantumati e gli autobus gravemente danneggiati che ovviamente non sono potuti entrare in servizio questa mattina. C'è stata una pronta sostituzione con altri mezzi. Questo che vedete più danneggiato, altri 3 hanno riportato danni di minore entità, ma ugualmente sono stati presi in carico per le riparazioni. 2 di questi infatti sono già stati trasferiti per la sostituzione del vetro, uno ancora parcheggiato qui in attesa di intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato per avviare le indagini. Si potranno avvalere le forze dell'ordine delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Danni calcolati in diverse migliaia di euro, quelli ai cristalli delle vetture di servizio. Dei 4 mezzi, 3 sono stati colpiti ai parabrezza, mentre uno solo è stato danneggiato anche nelle finestre laterali, comprese quelle delle porte che consentono l'entrata e l'uscita dei passeggeri. Lievi ritardi alle corse sul Carso. Il deposito serve le linee 42, 43, 44 e 46, grazie alla pronta sostituzione degli autobus prelevati dal deposito del Broletto. Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto, un atto vandalico deplorevole e un danno per la comunità tutta, visto che sono stati messi fuori uso dei mezzi impiegati al servizio dei cittadini sulla rete del trasporto pubblico locale. Così il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, che non ha potuto recarsi sul posto a causa di un attacco influenzale. L'azienda si è messa a completa disposizione degli inquirenti per individuare i responsabili del raid vandalico. Decisivi in questo senso i filmati dell'impianto di sorveglianza. Un pensiero, ha aggiunto Marzi, al personale che questa mattina si è trovato a dover fronteggiare questa emergenza e a cui vanno la solidarietà e il ringraziamento miei e di Trieste Trasporti.
Un accordo tra Guardia di Finanza e notai per contrastare il riciclaggio. Il territorio di Trieste presenta elevati valori statistici attinenti di inoltre di segnalazioni legate a operazioni sospette per l'ipotesi di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Quanto evidenzia l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, è stato ribadito ieri mattina a Palazzo Gobčević in occasione della giornata di studio in materia di antiriciclaggio. Il convegno è stato organizzato dal Comando Provinciale di Trieste e dal Consiglio Notarile Cittadino in attuazione del protocollo d'intesa siglato a Roma tra il Comando Generale della Finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato. L'accordo è stato sottoscritto con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni e stabilisce reciproche attività di formazione nell'ambito della disciplina nazionale e internazionale tesa alla prevenzione del riciclaggio. Visintini in aula con gli ex vicini, ricostruite le prime ore del caso, l'ex marito accusato di diffamazione nei confronti della coppia Nasti e Micheli, durante l'udienza raccontati anche i momenti successivi alla scomparsa di Liliana. Il filone parallelo alla vicenda Resinovic, ieri tra l'altro momenti di tensione con l'avvocato di Sebastiano Visintin che insomma ha dato un bel colpo al microfono di Tele4 mentre il nostro Gianluca Paladin stava semplicemente facendo il suo lavoro, ma questo è stato l'atteggiamento del legale. Sebastiano, fra un po' sapremo se finalmente avranno trovato qualcosa la procura, ma non so com'è la situazione. A giugno ci attendiamo le analisi che hanno fatto. Cosa ne pensi? Come vivi questa situazione? Per cortesia, no. Il pomeriggio inizia così, in tribunale con l'intervista di Sebastiano Visintin bruscamente interrotta dal suo avvocato Paolo Bevilacqua, che ha addirittura allontanato il nostro microfono. Oggi l'udienza è in Palazzo di Giustizia. Visintin è chiamato a rispondere del reato di diffamazione per delle dichiarazioni rese nel 2023 durante delle trasmissioni televisive. Al centro delle frasi nei confronti degli ex vicini di casa Salvatore Nasti e Gabriella Micheli. Sentiti due testi, l'udienza è stata aggiornata al 6 e 13 novembre per sentire in totale altri 4 testi. Poco dopo l'appuntamento in tribunale, l'incontro con Sebastiano Visintin a Barcola. Il marito di Liliana Resinovic, unico indagato per la morte della moglie, ha risposto alle domande dei giornalisti. Attesa per l'esito degli esami peritali sui tanti reperti raccolti, procure periti al lavoro per far luce sulle cause della morte della 63enne di Via Verrocchio. Ma sai, parlare di verità dopo 4 anni e mezzo è un po' difficile. Ma non per colpa mia, non per colpa di come sono andate le cose, e da come sono state fatte le indagini già dall'inizio, secondo me sono partite male, no? E di conseguenza trovare oggi delle risposte sarà praticamente, secondo me, impossibile. Il deposito dei risultati degli esami peritali, dopo delle proroghe concesse dal GIP Flavia Mangiante, è previsto per il 26 giugno. Ma no, guarda, io non vedo l'ora che venga quel giorno, in modo che ci troveremo davanti al GIP con i miei avvocati, dove che tireremo avanti, ascolteremo cosa avrà da dire la procura e noi, i miei avvocati, avranno cosa dire, insomma. Sei preoccupato? No, assolutamente no, assolutamente no. I familiari si sono riuniti sia per la scomparsa di Sterpin, sia per poi il secondo funerale in ricordo di Liliana. Tu non c'eri però. No, ho preferito non andare, sai, per non creare così attrito, ho preferito rimanere da solo e penso quanto prima di riuscire a sapere dove è sepolta Liliana, che ancora adesso non lo so. Non sei ancora andato a trovarla? No, perché non so dove adesso aspettavo appunto che passi un attimino e poi andrò a portare un fiore a Liliana. Allora, Accademia Nautica, drone subacqueo collaudato e pronto per le esercitazioni, lo strumento per la formazione acquistato con fondi PNRR, ZVEC, un peccato limitare il suo uso agli studenti. Collaudato e pronto all'uso il drone sottomarino in dotazione all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste, che ha anche annunciato i corsi per il prossimo anno con
le iscrizioni già aperte con nuovi spazi via Von Broek e con tante novità. Sul drone del valore di 90.000 euro, Bruno Zweck, direttore dell'Accademia, spiega che degli istituti simili in Italia quello di Trieste è l'unico ad averlo, potrebbe anche essere a servizio di altre imprese. C'è un dibattito su scala nazionale ancora non concluso che tende a verificare se tutto il patrimonio di laboratorio acquistato con i fondi PNRR possa essere usato per una quota del 20% anche a favore delle realtà associate agli ITS. Un attacco dal cielo all'oleodotto della SIOT, ma è un'esercitazione, attività coordinata dalla Capitaneria di Porto, simulato un ipotetico evento critico, l'infrastruttura ritenuta sempre più strategica in questa delicata fase geopolitica internazionale, quindi si previene insomma, la possibilità di attacchi del genere, quindi di conseguenti scusate, reazioni. Andiamo ancora avanti, strada Santa Croce Costiera da lunedì chiusa per lavori, l'intervento è necessario per la manutenzione della rete idrica e fognaria, il provvedimento di divieto di transito rimarrà in vigore fino ai primi di luglio. Il periodo estivo è stato preferito a quello autunnale, soggetto a piogge. Bagnanti costretti al giro da Sistiano da Barcola, allungare il percorso fino a Sistiana per poi tornare indietro, oppure affrontare il traffico estivo di Barcola. Sono queste le due alternative a seguito di questa decisione viabilistica. Poi sulla linea 20 il sindaco di Muggia parla di polemiche strumentali. Perché? Perché il Partito Democratico Rivierasco ha avviato una raccolta firme, una petizione che vuol chiedere la sospensione della sperimentazione del servizio della linea 20 da Muggia fino a Barcola e invece aumentare le corse della 20 Express. Sentiamo. No alla prosecuzione dell'esperimento della linea 20 dell'autobus fino a Barcola. E questo è il senso della petizione lanciata dal Partito Democratico di Muggia e rivolta al sindaco Polidori, all'assessore regionale alle infrastrutture Mirante, al prefetto Petronzi, nonché a Trieste Trasporti. Un'iniziativa resasi necessaria, secondo il consigliere comunale Dem Francesco Bussani, dopo la bocciatura della sua mozione in Consiglio Comunale con cui si chiedeva la cessazione del prolungamento della linea 20 fino a Barcola e un numero maggiore di corse della 20 Express. All'ultimo Consiglio Comunale di 10 giorni fa è stata bocciata una risoluzione presentata dal Partito Democratico in cui chiedevamo che venga sospesa questa idea di prolungare la linea 20 fino a Barcola. I chilometri che andremmo a recuperare con questa sospensione potrebbero essere impiegati ad esempio per potenziare la 20 Express. Tutto questo l'abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, ma la maggioranza del sindaco Polidori ha votato contro questa nostra proposta. Dal momento che crediamo sia un tema molto sentito e importante per i mugesani, abbiamo organizzato una raccolta firme in cui chiediamo appunto la sospensione della 20 fino a Barcola, il potenziamento della 20 Express, un potenziamento delle corse del Delfino Verde. Chiediamo anche il fatto che la linea 49, che è l'unica linea che collega Muggia a Catinara, sia attiva anche nelle giornate festive, e chiediamo in generale una revisione di tutta la rete autobus che serve Muggia. Pensiamo che una comunità di 13.000 anime dovrebbe avere un po' più di attenzione da parte di Trieste Trasporti e del nostro sindaco, che si è spalmato sulle posizioni che l'azienda ha espresso. Queste le parole dunque del rappresentante del Partito Democratico di Muggia, che fu anche candidato sindaco opposto proprio a Paolo Polidori. Mosè, Ramsès e le piramidi a Rossetti contro la rovescia per il debutto italiano del musical Il Principe d'Egitto, hit famose, cast di livello per uno dei colossal più amati al mondo. L'Italia non ha ancora capito il valore degli attori che si dedicano a questo genere, osserva il presidente del Teatro Stabile Granbassi. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato dal nostro Umberto Bosazzi relativamente a questa nuova messa in scena faraonica, viene da dire, del Teatro Rossetti.
Di rado il termine colossal si applica ad una produzione teatrale. Di certo un'eccezione si può fare per Il Principe d'Egitto, il musical, tratto da un film di animazione DreamWorks uscito nel 1998, che sarà al Politeama Rossetti in anteprima nazionale assoluta dal 14 al 17 maggio. La produzione Broadway Italia SRL è quella che portò a Trieste The Phantom of the Opera, e anche stavolta la regia dello spettacolo è affidata a Federico Bellone, il quale cura anche la scenografia. È uno spettacolo che non tradisce il cartone animato, che è quello che il pubblico si aspetta di vedere, e che allo stesso tempo vuole avere una dignità più teatrale. Quindi se pensiamo, con tutta ovviamente l'umiltà possibile, al teatro di Zeffirelli come concetto, ovvero sperando di avere un gusto, una cifra stilistica. La storia è quella raccontata assai spesso sul grande schermo, basti pensare ai 10 comandamenti di Cécile B. DeMille. Esiste invero un musical francese, Les 10 Commandements, rappresentato a partire dal 2000. Qui però siamo davvero su un altro pianeta. Il Principe d'Egitto, il musical, è andato in scena per la prima volta a Londra nel 2020 e tuttavia la versione che arriverà a Trieste la prossima settimana e che sarà a Roma e a Milano in autunno inoltrato si annuncia ancora più spettacolare, non solo perché in scena vi saranno oltre 50 performer, ma anche perché a curare gli effetti speciali dello spettacolo, che si annunciano strabilianti soprattutto per quanto riguarda la resa delle piaghe d'Egitto, sarà un mago del settore, Paolo Carta, per non dire della colonna sonora di Steven Schwartz su testo di Philip Lazbenic con la supervisione italiana di Giovanni Maria Lori. Riccardo Maccaferri sarà Mosè, Lorenzo Tognocchi il faraone, Giulia Sol, ammiratissima a Trieste qualche stagione fa in Chicago, impersonerà Sephora, laddove Il Principe d'Egitto, il musical, registra anche il ritorno a Trieste nel ruolo della regina Tuia della nostra Daniela Pobega. Continuiamo ad assumerci tutta una serie di responsabilità in produzioni grandi e piccole, spaziamo veramente a 360 gradi nel mondo dello spettacolo dal vivo e ormai siamo abituati ad assumerci responsabilità forti. Questa è una di quelle, ma siamo convinti che il pubblico risponderà molto bene. Bene, allora una delle notizie del giorno, se non la notizia di ieri, l'appello dei sindaci, la lettera bipartisan di Di Piazza e dell'ex Cosolini a Petrucci, che sono stati già entrambi sindaci e presidenti della Pallacanestro Trieste, per salvare il titolo sportivo di A1 della Pallacanestro Trieste. In una giornata in cui si è parlato addirittura di doppio trasferimento a Roma di società sportive di A1, cioè sia Cremona che Trieste, e la giornata che ha poi segnato, dopo l'invio della lettera, la smentita di Petrucci al telefono con il primo cittadino di Trieste. Sarà effettivamente così? Non sarà così? Quale futuro ci sarà per la Pallacanestro Trieste? Purtroppo i contorni della vicenda non sono ancora totalmente chiari ancora una volta, ma ovviamente tutti sono in campo, il Comune, la Regione. Lunedì ci sarà anche un incontro tra il sindaco di Piazza, il governatore Fedriga e pare il numero 1 della Pallacanestro Trieste Mateasic, in quale modalità ancora non si sa, presumibilmente telematica, ma insomma si spera che si faccia chiarezza. Nel frattempo la Pallacanestro Trieste domani gioca contro Cremona al Palatrieste e poi inizieranno i playoff. Presidente Gianni Petrucci, con la presenza desideriamo esprimere a nome della città di Trieste la più profonda preoccupazione e il più fermo dissenso rispetto all'ipotesi di trasferimento del titolo sportivo della squadra di Pallacanestro Trieste verso la città di Roma. Trieste non è semplicemente una piazza sportiva, Trieste è la storia della pallacanestro italiana. I rumors del trasferimento a Roma già scontato, la lettera dei sindaci alla FIP e la smentita del presidente federale Gianni Petrucci. Giornata da far saltare le coronarie per i tifosi della Pallacanestro Trieste. Ma andiamo con ordine. Quello che abbiamo appena sentito è l'incipit della lettera inviata alla Federazione Italiana Pallacanestro da Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini, entrambi già sindaci e presidenti della Pallacanestro Trieste, in rappresentanza dell'intero universo politico giuliano che si oppone al possibile trasferimento del titolo sportivo di A1 a Roma. Una missiva suscitata dalle notizie di stampa del Corriere dello Sport, secondo cui la FIP nel prossimo Consiglio federale dovrebbe autorizzare 2 trasferimenti di sede di titoli di Serie A1, quello di Cremona e quello di Trieste. Quindi 2 squadre di massima serie nella capitale, una in mano a Don Nelson, l'altra all'attuale presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Mateasic. Tutto ciò con pure il tramonto
tramonto dell'ipotesi di acquisto della Virtus Roma, attualmente in B1 e impegnata ai play-off, da parte dell'avvocato di San Francisco. Insomma, uno scenario da sparizione del basket di vertice a Trieste, senza alcuna certezza sulla categoria da cui ripartire. Dopo la registrazione pomeridiana di Ring, però, il sindaco di Piazza, appena uscito dallo studio di Tele4, ha ricevuto una telefonata dal presidente federale Petrucci, che, agitatissimo dalla missiva ricevuta dai due sindaci, ha sostenuto fortemente e ripetutamente di non avere alcun fascicolo sul trasferimento di Trieste alla sua attenzione, ma solo quello relativo a Cremona, ribadendo il suo affetto per la realtà triestina e per una piazza così storica e importante. In attesa di capire se alle parole del dirigente sportivo di lungo corso seguiranno i fatti e di avere l'esito dell'incontro di lunedì con sindaco, altre amministrazioni locali e proprietà della Pallacanestro Trieste, la chiosa finale della lettera inviata da Di Piazza e Cosolini. Confidiamo pertanto che la Federazione Italiana Pallacanestro voglia assumere fino in fondo il proprio ruolo di garante dei valori dello sport italiano, valutando con attenzione e senso di responsabilità ogni decisione relativa al futuro della pallacanestro triestina. Allora, in aggiunta andiamo a leggere quanto scritto da Lorenzo Gatto sul quotidiano Il Piccolo circa il prossimo Consiglio federale. Si decide solo per Cremona, Virtus Roma no a nuovi soci. La geografia del basket italiano si appresta a vivere settimane di profonda trasformazione, ma i confini del cambiamento restano ancora da definire con precisione. Sebbene il Consiglio federale sia il crocevia naturale per ogni decisione, la prudenza è d'obbligo in un panorama dove l'unica certezza riguarda il fronte lombardo, cioè il passaggio del titolo sportivo della Vanoli Cremona verso la cordata internazionale guidata da Donny Nelson a Roma. Il comitato regionale della FIP Lombardia ha già concesso il via libera a un trasferimento. Il 13 maggio si dovrebbe chiudere la pratica. Diverso e decisamente più sfumato è lo scenario che riguarda Trieste, la capitale. Le voci di un possibile spostamento del titolo sportivo continuano a rincorrersi, ma restano al momento confinate nelle ipotesi. Di concreto c'è solo la decisione della Virtus Roma, del suo presidente Pasqualini, di proseguire in autonomia il proprio percorso. Ora, ci sarà questo incontro a 3 la prossima settimana, vedremo cosa ne uscirà tra Mattiasic, Fedriga, il sindaco di Piazza. Si è parlato con il sindaco di nuovi sponsor. Fedriga ha chiesto chiarezza innanzitutto all'avvocato di San Francisco per poi delineare le strategie per il futuro. Restiamo in ambito sportivo perché c'è da vedere il servizio della presentazione della 23esima edizione della Corri Trieste, in programma calendarizzata per il 16 di maggio. Si partirà al tramonto. Ecco il servizio. 23esima edizione della Corri Trieste con le 3 gare, la competitiva, la non competitiva da 10 km e la Family Run da 3 km, il percorso che attraversa tutto Portovecchio. Lo start sabato 16 maggio al tramonto. Sì, tornano anche grandi atleti, la Corri Trieste è giunta alla 23esima edizione, ha sempre avuto un occhio di riguardo dal punto di vista tecnico e poi lancia un messaggio importantissimo che è il messaggio dello sport e la partecipazione che è aperta a tutti. Negli ultimi 23 anni qui a Trieste è passato l'Olimpo dell'atletica leggera, del mezzo fondo, perché abbiamo visto dei campionissimi, campioni olimpici, campioni mondiali, campioni europei, per cui una partecipazione veramente di spessore, di levatura mondiale. Ovviamente la manifestazione è aperta a tutti, questo vuol dire che nella 10 km, insieme alla 10 km partirà anche la TEN, dove possono partire tutti praticamente senza anche tesseramento FIDA, e poi ci sarà la Family. Ci tengo a dire che gli under 18 non pagheranno l'iscrizione, per noi questo è un vanto, perché è una cosa importante, perché lo sport deve essere accessibile a tutti. La Regione contribuisce come prima regione in Italia, forse in termini assoluti, nell'investire nello sport. Eventi come questi sono la conferma che vogliamo essere leader a livello nazionale per eventi sportivi importanti, quindi lato tecnico ma anche coinvolgere tutti, perché crediamo che una sana attività sportiva, dico una banalità, è la base per una vita fatta bene. In campo anche Fondazione Burlo Garofalo da anni al fianco di questa manifestazione e di queste attività. Infatti siamo qui oggi per sostenere con forza tutte queste iniziative che avvengono sul territorio. Da questa collaborazione tra noi due appunto sono nate veramente azioni concrete, una
comunità sana e forte, e che quindi capace di crescere bambini forti, famiglie forti, è una comunità che ha la capacità di crescere insieme, e questo lo facciamo grazie allo sport, in questo caso come strumento di solidarietà. Bene, le altre notizie sportive: il Maxi Arca 100 SGR vince a Portofino, debutto positivo, l'imbarcazione con al timone Marta Benussi è andata oltre a centrale la vittoria in Liguria, è stata premiata a Villa Miani a Roma come barca dell'anno 2025. Jadran, trasferta a Saronno con il primo match point, ci meritiamo la salvezza, dice il coach Mattia Jogan. Andiamo ad anticipare anche un servizio che vedremo poi oggi nel corso del nostro telegiornale relativo alla stagione estiva a Barcola, in particolare i topolini, perché quella che sta per partire sarà la prima stagione estiva dopo la mareggiata e i danni conseguenti, con tutte le aree disponibili, con tutte le aree accessibili, quelle dei rinnovati topolini di Barcola. Le lavorazioni dovute alle mareggiate sono terminate, adesso partono le sistemazioni in vista della stagione estiva, quindi la manutenzione ordinaria. Si stanno facendo proprio in questi minuti i sopralluoghi per la pulizia delle aree, che partirà a metà maggio. A 2 anni e mezzo dalla violenta mareggiata che danneggiò gravemente il lungomare di Barcola, quella di quest'anno sarà la prima stagione balneare a pieno regime. I topolini 4, 5, 6 e 7, interdetti nelle scorse estati, sono ora accessibili. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha seguito da vicino gli interventi di quella fascia costiera, ha riepilogato gli sforzi messi in atto nell'immediato post mareggiata. I topolini dal 4 al 7 sono stati topolini che sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Abbiamo avuto dei lavori piuttosto consistenti per diverso tempo, dall'inverno successivo fino all'altro anno sostanzialmente, perché hanno riguardato il rifacimento non solo della platea ma anche la verifica ovviamente della tenuta di questa platea, perché il mare si era mangiato tutto, la verifica anche del sistema fognario, perché sono stato anche lì delle verifiche degli interventi, quindi la sistemazione degli accessi al mare e anche dei topolini stessi, quindi una messa in sicurezza veramente imponente. Ha portato via sicuramente un po' di tempo e un po' di disagio alla cittadinanza, ma era un lavoro che non si poteva non fare. I costi per ristrutturare la costa sono stati sostenuti dal Comune, ma con un importante aiuto della Regione. L'importo è stato anche consistente, per questo ringraziamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, perché ci ha concesso un contributo totale di 6 milioni per i danni alle mareggiate, 3 qualcosa dedicati ai topolini. La stagione prenderà ufficialmente il via il 1° giugno. Dal 1° giugno anche sarà operativo il salvamento, ovviamente sempre a carico del Comune, circa un appalto di circa 160.000 euro, che garantirà ovviamente la sicurezza e l'accesso al mare dei bagnanti. Allora, questo è appunto il punto della situazione con l'assessore Lodi su quella che sarà la stagione estiva di Trieste. Andiamo a rivedere anche il servizio relativo alla trasmissione Ring su questo dialogo misterioso tra Fedriga e la Premier Meloni nella giornata del 50ennale del terremoto, che poi ha scatenato un po' il dibattito nella trasmissione Ring, e vediamo di seguito anche la risposta di Massimiliano Fedriga, se possibile, dalla regia. Li vediamo proprio l'uno dopo l'altro. Guardate qui, di cosa stanno parlando? Perché guardate, cambiano... Del terzo mandato. Ecco, no, adesso... Non credo, guardate, e come in campo, non abbiamo il VAR, adesso mi permettete un po' scherziamo, diciamo, però è interessante capire se stanno discutendo, lo dicevamo ieri, di un cambio di cerimoniale, poi lei in realtà resta lì da sola ad aspettare il capo dello Stato, perché parlano del tempo, guarda il cielo, infatti poi diluviava prima, poi in realtà Fedriga si deve allontanare, accoglie lui insieme al prefetto l'arrivo del capo dello Stato, insomma, è il sindaco, scusate, Revelant, l'arrivo del capo dello Stato, è interessante. Però confabulano parecchio i due. E si nascondono anche. Cioè, la domanda che nessuno oggi ha fatto a Fedriga è questa.
Cioè, di cosa parlavate ieri lei e la Meloni? Ritorno alle province, me le fai fare? Adesso dico il terzo mandato. Risponderà dell'Inter. Sì, no, ma prima Meloni interista, no? Interista, non lo so, onestamente non lo so. Federica sì, ma tanto ha già vinto il campionato, no? Federica gli sta dicendo metti un articolo sulla legge elettorale sul terzo mandato. Cioè, e coprono il volto, chiaramente perché sono molto vicini ai giornalisti e parlano da tanto tempo. Guarda la faccia di Federica, è molto seria, lui è bravissimo, cioè è accorata questa discussione, quindi, o no? A mio avviso è evidente, anzi devo farle i complimenti, è veramente una ripresa straordinaria. Questo è merito di Alessandro Fiermonte, che ha detto Francesco Pezzella, perché però è interessante perché secondo me ci può essere molto anche di una discussione politica. Col governo le mostro questa foto. A Gemona, davanti al cimitero, voi stavate confabulando parecchio e mi chiedevo, siccome poi Meloni, almeno dal labiale così si capisce, ha detto dopo ci parlo, va bene, con chi deve parlare Meloni e su cosa? La questione Preone, terzo mandato oppure altro? Abbiamo parlato tantissimo perché la Presidente del Consiglio la conosco da tanto tempo e non mi ricordo adesso quel contesto che ho detto ci parlo dopo, giuro, non lo ricordo, però abbiamo parlato di tutto, per esempio anche dalla riforma della medicina generale. Abbiamo poi fatto 2 chiacchiere anche private di cose nostre. Che non c'entra Ciriani, no, è giusto? No, perché non c'entra assolutamente nulla, figuriamoci. Che lei, la sua frase famosa quando è arrabbiato è inaccettabile, e lei quel giorno aveva la faccia da è inaccettabile, cioè la vedevo contrito in viso, ecco. Mi piacciono queste interpretazioni, in realtà pioveva, quindi semplicemente forse era un po', mi stavo proteggendo dalla pioggia, però... Nessuna urgenza di colloquiare con qualcuno per risolvere qualche problema? No, ma non c'entrava proprio nulla, non abbiamo neanche parlato di cose del territorio, se non gli ho raccontato ovviamente del terremoto, qualche situazione ovviamente specifica. Grazie. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroveremo tra poco in diretta con Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia. Bentrovati di nuovo in diretta, Sveglia Trieste, con noi Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia, buongiorno e bentrovato. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, oggi il vostro partito lancia sul territorio un'iniziativa che si collega a quella dello Sportello del Cittadino, che ha una sua sede fisica. Da oggi andate nei Rioni invece. Sì, anche per ritornare un po' all'antico, no? Cioè fare la politica vecchia maniera, nel senso di andare incontro ai cittadini. Già lo facciamo e credo siamo l'unico partito che ha uno sportello del cittadino attivo 5 giorni su 7, quindi dal lunedì al venerdì in via Rismondo, dalle 5 alle 7 del pomeriggio. Abbiamo voluto fare un qualcosa in più, abbiamo anche questa caratteristica, siamo sempre visibili, non soltanto in campagna elettorale, ma anche durante i 5 anni di legislatura, di consigliatura, come si voglia chiamarla. Andremo in giro per i Rioni, cominciamo oggi dalla quinta circoscrizione, saremo presenti in barriera dalle 10 alle 12 e, come dicevo, vogliamo tornare all'antico, perché la politica fatta senza sedi di partito, fatta soltanto sui social, ha portato ad un'autodistruzione della stessa politica, e quindi è bene andare incontro ai cittadini, sentire le loro istanze, le loro proteste, le loro domande. Ecco, quindi invitiamo quest'oggi tutti coloro che abitano in quinta circoscrizione, quindi lo sanno bene quali sono i confini territoriali di questa, a venire a trovarci, a porci delle domande. Dove sarete esattamente? Ma credo, esattamente non lo so, però credo davanti ad Onda, penso nella piazzola, dove c'è il... Barriera proprio... Credo che saremo lì, venite a trovarci, comunque ci vedete, il nostro gazebo è ben visibile con delle belle scritte, troverete tanti dei nostri rappresentanti circoscrizionali, ci sarò anch'io, ci sarà la Matteoni, ci sarà Giacomelli, ci saranno un po' tutti, quindi potrete fare delle domande, avrete delle risposte in tempo reale. Dicevo, basta con la politica dei social, e sta diventando uno sfogatoio, tutti se ne stanno rendendo conto che quello che esce da
dai vari Facebook, dai vari social, non rappresenta la verità. Purtroppo l'uno vale uno ha dimostrato tutta la propria inefficienza, perché chiaramente, come posso dire, un idiota o il premio Nobel hanno la stessa valenza e non si può andare avanti più in questa maniera. Bisogna ritornare al tu per tu con il cittadino. La politica deve essere quella dell'incontro. Ecco, l'incontro è una delle cose più importanti, che porta anche credibilità alla stessa politica. Quindi venite a trovarci e siamo veramente orgogliosi di fare questa cosa. Bene, allora volevo far vedere a Antonio Dipolis quello che è successo ieri nel tardo pomeriggio in Piazza Libertà davanti alla stazione, un episodio che purtroppo ha destato grande attenzione perché si tratta di un altro episodio violento che arriva a un mese da un analogo e che ha preoccupato non solo per la vicenda in sé, ma perché nel frattempo passavano triestini, turisti in uscita dalla stazione centrale. Insomma, ci sono stati attimi di paura. Sentiamo Gianluca Paladini. Ennesimo episodio di violenza in Piazza della Libertà a Trieste, un accoltellamento, una lite fra due cittadini stranieri, 3 i fendenti che hanno raggiunto il gluteo del malcapitato. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale che procedeva con i rilievi, agenti alla ricerca del coltello utilizzato per ferire il migrante. Poi è partita la caccia all'aggressore che potrebbe essersi rifugiato fra i magazzini del Porto Vecchio. Ha 20 anni ed è di nazionalità afghana il giovane colpito al gluteo con 3 fendenti. Alla base delle motivazioni del gesto ci sarebbe un affare di droga. La lite è partita dal lato della piazza che dà verso via Ghega. Le macchie di sangue raccontano il percorso che ha fatto la vittima per fuggire dal suo aggressore, per poi infine accasciarsi su questa panchina. Come vedete è davvero pieno di sangue, ci sono anche degli indumenti anch'essi lordati di sangue, così come le macchie non solo sull'asfalto ma anche sulla panchina. E mentre le forze dell'ordine procedevano con i rilievi, ecco un altro episodio dal lato di Viale Miramare. Un senzatetto straniero stava urinando sul marciapiede. Un agente di polizia gli ha intimato di smettere. Per tutta risposta l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un oggetto contundente per poi minacciare il poliziotto. Dunque è scattato l'arresto. Allora Lipoli, sono andato al servizio perché purtroppo non è la prima volta che accade, sono fenomeni ripetuti e come dire, è anche difficile in quel contesto per la polizia, come dire, arginare il fenomeno ed evitare eventuali conseguenze, perché lo ricordiamo, c'erano tante persone che passavano di là. Questa è un'emergenza internazionale, non è un'emergenza nazionale. Probabilmente la globalizzazione ha portato anche questo, lo spostamento facile da un paese all'altro. Noi lo dicevamo quando i tempi erano migliori di quelli di adesso, dicevamo che noi non importiamo gente che scappa dalle guerre o soltanto gente che scappa dalle guerre, ma importiamo anche tanta delinquenza. Importiamo delinquenza e soprattutto importiamo nazionalismi. Nazionalismi, io mi ricordo, io sono nazionalista, fieramente italiano, orgoglioso di essere italiano. Quando uno di noi diceva sono nazionalista, sono fiero italiano, la sinistra diceva noi siamo contro tutti i nazionalismi. Ecco, ma bisogna essere per l'accoglienza, bisogna essere aperti. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo importando altri nazionalismi, perché i problemi di questi che arrivano da noi sono di 2 tipi. Uno è la delinquenza. Abbiamo visto il caso di ieri, molto probabilmente non riguarda il nazionalismo, perché da quello che ho capito erano 2 afghani, uno che ha coltellato l'altro per un problema di spaccio di droga. Ma c'è anche il problema che l'afghano non può vedere il pakistano, il serbo non può vedere il kosovaro, questo non può vedere. E noi siamo in campo neutro, cioè nel senso che noi stiamo importando gli odi internazionali di persone che non si possono vedere tra paesi, e in campo neutro qua da noi in Italia stanno facendo di tutto di più. Allora voglio dire, serve unità nazionale in questi casi. Noi abbiamo visto quello che sta succedendo in tutto il mondo, non è un problema soltanto italiano. Quando la sinistra dice non siete in grado di garantire sicurezza e poi alla fine non vota i decreti di sicurezza, che sono le cose, come posso dire, non dico i palliativi, ma tutte le cose che questa maggioranza pensa di poter fare, anche grazie alla Costituzione italiana, perché poi quando tu fai un provvedimento devi stare attento anche a quello che dice la Costituzione italiana, perché sennò dopo ti viene subito impugnato. Ricordiamo che la Costituzione italiana però è del 1948, quando gli stranieri in Italia erano lo 0,1%, ora sono il 10%.
Allora bisognerebbe anche cambiare un po' la Costituzione, bisogna stare attenti. Allora si cerca di fare tutto quello che è nelle corde della possibilità del legislatore, però troviamo dall'altra parte un soggetto politico, dei soggetti politici, che invece di darci manforte, di risolvere un problema che è di tutti, perché non è un problema soltanto del centrodestra, è un problema anche dei figli dei parlamentari di sinistra, dei figli dei consiglieri comunali di sinistra, dei consiglieri regionali di sinistra. Quindi o siamo tutti uniti e cerchiamo di porre rimedio ad una situazione in un paese occidentale che ha delle regole che non sono regole tra virgolette di paesi dittatoriali dove li mettono semplicemente dentro e li buttano in qualche angolo, però non abbiamo altri mezzi. Avete visto cosa succede in America con le forze anti-immigrazione? L'ICE ha cercato di fare un po' di repressione un po' più violenta e chiaramente tutti quelli che predicavano sicurezza hanno cominciato a parlare contro la repressione. Allora questo è un problema che si risolve tutti insieme con i mezzi che abbiamo a disposizione, ma pensando e ragionando su un fatto che non c'è nessuno che ha la bacchetta magica per risolvere questo problema, perché è un problema di tutti e soprattutto un problema dei giovani, perché abbiamo visto quello che succede e i primi a pagare questa situazione saranno i nostri giovani. Allora sentiamo la chiamata da casa, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Dice bene l'ospite, però se non incominciamo dal basso, quelli che sono a Roma non intendono perché loro stanno bene. Allora cominciamo a mettere in ordine il confine, oppure il metal detector in piazza, e così chi ha il coltello lo mettiamo dentro, in prigione per 2 o 3 giorni. Non so, adesso ho visto un pezzo di televisione che c'è un congegno che sparano i gendarmi, le polizie sparano e legano praticamente le gambe ai malavitori. Perché non si adotta? Perché non si adotta questo più questo più questo? E voi vi pissiate addosso e basta. Non lo so, deve intervenire il governo. Ma cominciamo a fare noi, a fare voi le cose per bene. E dopo vedendo l'esempio, anche il governo si metterà assieme. Federica ha parlato d'amore con la Meloni. Cosa andate a vedere se ha parlato o non ha parlato? Ma saranno cavolazzi suoi, no? Se ha parlato. Cosa deve dire? Va bene, anche oggi Franco hai dato il meglio. Grazie per la tua chiamata. Non si può fare di tutto di più, ci sono i pesi e i contrappesi della democrazia. Quindi il legislatore ha tutte le buone intenzioni di risolvere il problema, però deve stare attento a quello che fa, perché sennò dall'altra parte c'è qualcuno che ti dice no, oltre questo passo non puoi andare. Io ricordo le norme regionali, questo è un altro discorso, però andiamo in quella direzione lì, fatte per le case ATER, per l'accesso alle case ATER, dove si metteva un limite di 10 anni, è intervenuto qualcuno e dice no, perché gli stranieri sono come i cittadini italiani, quindi 10 anni non si possono mettere, poi abbiamo ridotto a 5, addirittura c'è qualcuno che dice che 2 sono già sufficienti. Dimenticando però che gli italiani pagano le tasse, e quindi hanno diritto ad avere dei servizi, perché le tasse si pagano per avere dei servizi in cambio, quindi è chiaro che devono avere un certo, come posso dire, non dico favore, ma una certa preminenza nell'accesso ai servizi, piuttosto di uno che è arrivato in Italia e non ha mai pagato un centesimo di tasse. Dopo l'umano è umano, però insomma voglio dire, il diritto alla casa deve essere un diritto riconosciuto anche da quello che uno ha fatto per il nostro Paese. Va bene, allora volevo far vedere al nostro ospite anche il caso relativo a un altro aspetto, relativo appunto alle misure per quanto riguarda la famiglia, la casa e la maternità per le giovani madri, lanciate ieri dalla Regione, un intervento volto, diciamo così, anche ad aiutare le giovani generazioni. Sentiamo. Supportare le mamme nel primo anno di nascita del figlio, quando la parte salariale viene tagliata, e intervenire soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, dove la precarietà
e il potere d'acquisto sono più bassi, anche rispetto a una certezza come quella della casa, per noi è fondamentale. Questa è la ratio degli interventi per le famiglie messi in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dedicate alle giovani madri. 139 milioni sul triennio 2026-2028 per le 3 nuove misure su complessivi 493 milioni dedicati a tutto tondo ai nuclei familiari. Si interviene sul fronte del lavoro in gravidanza, compensando i tagli salariali pari al 20%, con un sussidio mensile di accompagnamento alla maternità da 250 euro di base, che sale fino ai 500 euro per le madri fino ai 30 anni, con ISEE entro i 35.000 euro e un bonus per l'acquisto della prima casa che può coprire fino al 50% del prezzo dell'immobile entro un tetto massimo di 40.000 euro, quest'ultima misura esclusiva per le madri under 30. Il sistema prevede vincoli di residenza continuativa sul territorio regionale e l'obbligo di dimora abituale nell'immobile agevolato per almeno 5 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme. Non so lei, ma io ho vissuto in una casa Ater con i miei genitori tutta la vita. Credo che un contributo di 40.000 euro per l'acquisto di una casa, che ha come massimo importo i 200.000 euro, per una persona sotto i 30 anni sia particolarmente importante. Allora, queste le parole dell'assessore regionale alla famiglia Alessia Rosolén. Lipolis, misure mirate in una regione in cui uno dei temi chiave è combattere la denatalità. Esatto, qua si vede anche un po' la differenza tra le politiche del centrodestra, che si occupa di famiglia, si occupa di casa, mentre il centro-sinistra si occupa di chi non ha voglia di lavorare, reddito di cittadinanza e cose di questo genere. Quindi è un'impronta ben precisa e ben diversa. Il governo nazionale sta facendo delle proposte per risolvere il problema della casa. Sullo stesso piano sta agendo anche la regione Friuli Venezia Giulia, andando in 2 direzioni, cercando di combattere il problema della denalità, perché non nasce più nessuno, le scuole sono deserte, le aule sono deserte, si cerca addirittura di incorporarle per fare in modo di tenerle in piedi, e dall'altra parte c'è il problema della casa, e soprattutto in una città come Trieste, dove grazie all'incremento di turisti i prezzi delle case sono schizzati alle stelle, e quindi i giovani nostri, che hanno delle paghe comunque abbastanza basse per il costo della vita, hanno delle grandi difficoltà a comprare casa, perché oggi come oggi a meno di 150.000 euro trovi veramente molto poco, e soprattutto se trovi qualcosa non ti permette poi di far figli, perché se trovi camera e cucina a 100.000 euro hai la difficoltà anche di creare un ambiente adeguato per la sua crescita. Quindi è giusto andare in questa direzione, e sono orgoglioso delle politiche del centrodestra, perché dimostrano tutta la differenza di dare dei bonus, come in questo caso la Regione sta facendo per le giovani coppie che vogliono avere dei figli, che hanno bisogno chiaramente di una casa, ma anche quello che sta facendo il governo Meloni in questa direzione, garantendo delle nuove edificazioni di edilizia convenzionata, facendo pagare il 30, 20, 40% in meno a chi comprerà queste abitazioni, e sono delle cose buone e giuste da fare per fare in modo che i giovani siano invogliati ad affrontare la vita, che comunque è difficile. Sentiamo la chiamata da casa, buongiorno. Buongiorno, io volevo segnalare, ma come è possibile, già che ha detto il vostro ospite, paghiamo le tasse, che su queste strade che abbiamo è una cosa non pericolosa, peggio. Guardiamo la della piscina Bianchi, che l'anno scorso è già un anno che hanno fatto dei buchi e hanno asfaltato il modo. Io so che l'azienda, chi che fa quei scavi, ha tempo 6 mesi per fare ripristino dell'asfalto. E vedo che il comune non si muove niente. Su via Flavia, all'altezza del Paradiso, hanno fatto 2 o 3 mesi fa, è una cosa scandalosa. Già che paghiamo le tasse, come che ha detto lui, ma non vengono fatti questi lavori. Buongiorno. Grazie della chiamata all'amico telespettatore, prego se vuole rispondere. Ma non è vero che i lavori non vengono fatti, purtroppo ci sono tanti servizi
nel sottosuolo di ogni città, ci sono i telefoni, c'è il passaggio del gas, passa l'acqua, passa tutto, e chiaramente è molto difficile coordinare le varie situazioni, e quindi è chiaro che quando uno fa un lavoro magari viene rovinato da qualcun altro perché deve mettere a posto un'altra cosa. È un problema purtroppo che riguarda non soltanto la nostra città ma tutte le città italiane, e le buche, Trieste non so, avrà 200 km di strade, ogni anno se ne fanno 10, così come si arriva a farne altri 50, si guastano le prime dove sono stati fatti i lavori 4-5 anni fa. Bisogna avere un attimo di pazienza. Io credo che il Comune stia agendo bene per quanto riguarda anche l'ordinaria amministrazione, ogni anno mette a bilancio tot milioni di euro per mettere a posto le strade e i marciapiedi. Certo è che nessuno ha la bacchetta magica per mettere a posto tutta la città in un anno solo, questo sarebbe l'ideale, però ditemi voi com'è possibile. Allora, volevo mostrare ancora al nostro ospite il servizio relativo a questa petizione da parte di comitati ambientalisti e associazioni animaliste per il no alla riapertura del macello di Prosecco. Oggi abbiamo letto sul quotidiano Il Piccolo che c'è questo nuovo bando per la riapertura, fissata la nuova asta, le offerte partono a 220.000 euro, si era parlato più volte del fatto che diciamo questo macello sul Carso andava a risolvere il problema diciamo dei produttori locali, ma anche la questione cinghiali. È arrivata questa raccolta firme, diciamo così, molto nutrita per dire no a questa riapertura. Ieri sera insomma c'è stato un dibattito anche molto animato nella trasmissione Ring. Sentiamo intanto i motivi, diciamo così, del no. Come ormai già noto, da diverse settimane a Prosecco potrebbe riaprire l'ex mattatoio, chiuso da anni dopo il via libera dell'amministrazione comunale all'acquisto della struttura con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha previsto un finanziamento da 400.000 euro. L'obiettivo è realizzare un nuovo punto di macellazione a servizio degli allevatori del territorio, dopo la chiusura del macello di Cormonz. Contro il progetto si sono mobilitate numerose associazioni animaliste e ambientaliste, che in pochi giorni hanno raccolto circa 700 firme inviate al Comune di Trieste e circa 3.400 sottoscrizioni nella petizione lanciata online. I firmatari contestano la riapertura della struttura per ragioni etiche, ambientali e sanitarie, evidenziando possibili ricadute sulla qualità della vita dei residenti, sull'impatto ambientale e sulle condizioni degli animali. Noi siamo in una zona di bassissima produzione di carne di suino. 79 attività presenti sul territorio coperto da SUGI, di cui una sola con scrofe riproduttrici e le altre con una produzione minore di quello che è definita una piccola impresa, ovvero 40 capi. Noi siamo in un territorio in cui il cinghiale è sicuramente presente, ma promuovendo questo tipo di attività noi andremo soltanto che a incentivare la presenza del cinghiale. Nel momento in cui i cacciatori potranno vendere la carne che verrà lavorata qui, si creerà un business che non è gestibile su un territorio come il nostro. Le associazioni segnalano inoltre criticità legate al traffico, ai rumori, agli odori e alla gestione delle risorse pubbliche. 3 motivi di base: uno etico, che nel 2026 ci possono essere alternative alla macellazione di animali, uno economico, finanziamento della Regione dato pro bono, così 400.000 euro senza nessuna garanzia poi da parte del Comune, e poi anche un impatto ambientale. L'impatto ambientale: siamo in una zona verde, siamo in una zona abitata e siamo in una zona che non ha bisogno né di inquinanti né di camion che vengono. Sul tema è stato organizzato un incontro pubblico in programma mercoledì 13 maggio alle 17:30 alla Libreria Minerva di Trieste, durante il quale saranno illustrate le motivazioni della protesta contro la riapertura dell'impianto. Allora, queste le parole, diciamo, dei firmatari di questa petizione online, con anche delle sottoscrizioni, diciamo, fisiche consegnate al Comune. Chiedo invece la posizione di Lipoli. Ma sono battaglie ideologiche che non portano assolutamente a niente. Abbiamo visto anche in altre occasioni come ogni aspetto positivo porta degli aspetti negativi. È chiaro che qualche disguido lo porta, però bisogna sempre valutare tutte le situazioni. I macelli non si aprono o si chiudono in un modo soltanto: quando i bancali dei supermercati resteranno vuoti di carne non consumata. Allora a quel punto non avrà più senso avere il macello né qua
né da un'altra parte. Allora, se uno dice non ha senso avere un macello qua a Trieste, dopo prendiamo la carne che arriva dall'Olanda, dalla Slovenia o da un'altra parte, io non credo, non ho capito per quale motivo non si possa cercare di essere autosufficienti in questo. Quindi sono battaglie che assolutamente non servono, sono battaglie ipocrite, perché poi la gente, il 70-80% della popolazione mangia carne, e quindi è giusto che ci sia un macello anche dalle nostre parti, insomma. C'è ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Lipolis. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Quasi il disco rotto delle campanelle Lipolis, non l'avevo mai sentito, adesso che farò sentire, l'ascolti quasi il suo elettore disilluso, il ponte delle campanelle, chiuso ormai da mesi, e si prospetta altri 3 mesi di chiusura per tecnicismi. Qua le Croce Rosse non passa Lipolis, poi i pompieri non arrivano se abbiamo bisogno. Come famo, cioè, no? Altra roba che vi domando, dobbiamo cercare di contattarvi, abbiamo il palcoscenico a salvati qua, neanche uno dei nostri qua. Mamma mia, cioè, che delusione sia dai nostri, dell'elettore appunto, e che delusione dalla politica in generale, insomma, che sono robe agghiaccianti. Con che facendo in giro se la Croce Rossa non passa? La Croce Rossa non passa, i pompieri non arrivano, è vergognoso. Lipoli, cavallo di battaglia vostro delle elezioni, sei matti là che sei cortella che li mandaimo a casa, come sei? Qua Vannacci ve mangerà la merenda e non vedo l'ora, vergogna. Grazie della chiamata, prego. Io credo che la politica abbia tutto l'interesse a mettere a posto il ponte di Campanelli anche a fronte di queste continue telefonate, quindi se ci sono dei problemi burocratici, evidentemente sono dei problemi che hanno bisogno di una tempistica che purtroppo in Italia per molte situazioni è più lunga di quello che sarebbe necessario. Io invito il telespettatore a passare quest'oggi in barriera, troverà delle risposte ben più precise di quelle che posso dare io, e venga a trovarci, noi siamo lì. Ci saranno delle competenze, ripeto, superiori alle mie per quanto riguarda i tecnicismi della risoluzione di questo problema, e capirà che non è una cattiva volontà da parte della politica di risolvere il problema, ma evidentemente ci sono delle cose più lunghe da affrontare di quello che possa immediatamente sembrare. Mi dispiace che la Croce Rossa non passi di là, io mi auguro che trovi la situazione per portare in salvaguardia tutte le persone che non stanno bene, e sarà compito nostro di affrontare questo problema con la maggior urgenza possibile, si cerca di fare quello che si può. Bene, allora abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo prima della pubblicità. Buongiorno. Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Senta, la mia è una telefonata così più che altro di semplice curiosità, e riguarda il tram di Opicina. Allora, tempo fa, quando il tram, diciamo così, è ripartito, lavori, si annunciava che i lavori erano finiti, terminati, il tram partiva, una mia semplice osservazione, diciamo così, che faccio spesso quel tragitto da Opicina all'Obelisco, ho visto tutte le traversine cambiate in cemento che va dal quadrivio e giù dalla stazione di Opicina fino all'Obelisco, tutte cambiate in cemento, diciamo. Poi ci sono 30 metri, c'erano 30 metri di traversine lasciate vecchie di legno, proprio sulla curva. A una mia telefonata, mi sembra che c'era un consigliere della Lega proprio, ho fatto questa osservazione, dico: ma come mai avete cambiato 300, 400, 500, non so quante traversine, avete lasciato quei 20 metri sulla curva? Allora questo signore mi ha risposto se non avevo altro da fare che andare a contare le traversine del tram. Beh, insomma, si può fare anche una risata. Oggi mi trovo un cantiere aperto, che cosa fanno? Cambiano quelle 20-25 traversine in legno vecchio. Cioè, la mia è una semplice curiosità, visto questa telenovela del tram di Opicina. Come mai avete aperto un cantiere adesso e bloccato tutta la veduta dell'Obelisco, il parcheggio, tutto, per cambiare quelle 20 traversine, che sembrava ridicolo uno che avesse fatto un'osservazione del genere un paio di anni fa. Grazie e buona giornata. Grazie per la sua chiamata. Ovviamente anche noi non è che possiamo sapere tutto. Quello che sappiamo è che c'è questa
ulteriore, diciamo così, manutenzione che dovrebbe portare in base alla normativa. Purtroppo ci sono delle norme in Italia, in Europa, perché poi l'Italia, essendo un paese europeo, si assoggetta molto spesso a delle norme europee. C'era la volontà qualche anno fa di riaprire dopo tantissimi anni il tram, lo si è aperto e si sapeva per un periodo a tempo determinato, ma si sapeva anche che si doveva affrontare questo ulteriore problema che io penso e spero che sia l'ultimo e che metta in salvaguardia il tram per i prossimi anni, che non si tomboli più, che non cada più da nessuna parte e che possa affrontare i prossimi 10-15 anni in serenità. Certo è che sarebbe stato bello avere una continuità dalla precedente riapertura, questo non è stato possibile, so che bisogna mettere a norma alcune cose, lo si sapeva già, insomma diciamo che qualcuno ha goduto di quei 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi di riapertura del tram e adesso speriamo che invece la maggior parte dei cittadini, dei turisti lo possano godere con una continuità maggiore. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci troviamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. So che c'è una precisazione da fare sulla questione Ponte di Campanelle sollevata poco fa in trasmissione. Prego Lipoli. Sì, questo è un messaggio che arriva addirittura dalla Regione, che è stata interpellata per risolvere il problema, perché è chiaro che quando i problemi sono così sentiti noi si cerca anche di risolverli. E qua leggo la nota proprio così come mi è stata mandata. Abbiamo fatto l'incontro con lo strutturista per il ponte di Via delle Campanelle. In buona sostanza, per consentire anche in futuro transito degli autobus, considerato anche che quelli elettrici saranno più pesanti degli attuali, dovrà essere realizzata una struttura autonoma sopra l'attuale, che però vuol dire 1 anno e mezzo di lavori per essere tutto realizzato. Nell'amore dei lavori si sta pensando a un insieme di limitazioni di velocità a New Jersey, su cui lo strutturista, con i dati ulteriori che recupera da Trieste Trasporti, fa un'ulteriore valutazione. Purtroppo, siccome ci sono dei tempi tecnici che non dipendono dalla politica, dipendono dalle strutture, dipendono dai progetti, dipendono dai bandi, dipendono da tante cose, non siamo in un paese dittatoriale dove c'è uno che comanda e dice fai questo e se non lo fai comunque hai le tue pene dell'inferno, ma non interviene il peso e il contrappeso. Qua siamo in un paese europeo dove ci si assoggetta a delle regole europee, quindi non delle regole italiane che possiamo tranquillamente cambiare, e che quindi bisogna andare in questa direzione qua. A me dispiace che il ponte di Campanelle avrà bisogno di 1 anno e mezzo per essere messo a posto, ma se i tempi sono questi, cosa ci possiamo fare? Possiamo trovare, la politica deve trovare delle soluzioni per creare in questo anno e mezzo il minor tempo di disguidi possibile alla popolazione che abita da quelle parti lì. Questo può fare la politica, per il resto altre cose non si possono fare. Siamo in dei meccanismi che purtroppo sono molto difficili da cambiare e sono dei meccanismi con cui bisogna convivere, con pace di tutti, ma non pace dei cittadini, con pace anche della politica, perché anche noi passiamo per il ponte di Campanelle, probabilmente c'è anche qualche politico che passa del ponte di Campanelle e che con tutta la propria autorevolezza non riuscirà a cambiare lo stato di cose. Allora, sentiamo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi e vorrei fare una lamentela riguardo la trasmissione Sveglia Trieste. No, almeno il sabato no, mettete insomma questa famosa pausa Colautti, perché da lunedì a venerdì reggere tutto questo benessere politico è troppo, non ce la facciamo, no? Ecco, perché poi noi cittadini chiamiamo per lamentarci, i nostri politici vengono in trasmissione e si lamentano, ma insomma mettetevi d'accordo, no? Capisce? Perché qua la presa in giro è troppo, non ce la facciamo più, capisce? Ecco, e questo è il riflesso politico che è del disagio, perché i danni li fate voi politici, non il cittadino, capisce? Ecco, allora cerchiamo almeno di ridere un poco il sabato, insomma, mettete la pausa con l'auto, almeno ridiamo un poco, no? Capisce? Ecco, salve.
Va bene, grazie. Beh, questa è un'altra espressione dell'antipolitica che è emersa negli ultimi anni. I politici, basta che un politico è ladro, sono tutti ladri, basta che un poliziotto è un delinquente, sono tutti delinquenti. Questo è il modo. Noi siamo rappresentanti dei cittadini. Se qualcuno crede di poter cambiare il mondo con la bacchetta magica, non fa altro che candidarsi, di chiedere l'ingresso in una lista alle prossime elezioni, si candida, molto probabilmente se ha dei voti verrà eletto, e come è successo per i 5 Stelle che volevano aprire il Parlamento come una scatola di sardine, va a finire che si trova insardinato anche lui. Non è facile, cioè, signori miei, noi non stiamo qua a lamentarci perché abbiamo voglia di lamentarsi, siamo qui perché in effetti oggi come oggi il potere della politica è molto ristretto in mezzo a tutte queste leggi burocratiche che arrivano da tutte le parti del mondo. Siamo con le mani legate spesso e volentieri, si cerca di fare quello che si può, e si ha bisogno di opposizioni che sono costruttive, questo noi chiediamo. Ci sono alcune argomentazioni molto importanti per la popolazione, per la vita quotidiana, che ha bisogno della solidarietà e del contributo da parte di tutti. Sparare sulla politica, chiedere alla politica di fare un passo indietro, è sbagliato, perché se la politica oggi come oggi non riesce a risolvere i problemi, qualcuno mi deve dire. Il buon Colautti è molto simpatico, lo guardo volentieri, ti fa fare un paio di risate, ma non credo che Colautti risolva i problemi della politica italiana, nazionale e internazionale. Se pensate di essere meglio della classe dirigente che attualmente è candidatevi, le liste sono aperte a tutti, c'è questa possibilità per tutti di dimostrare il proprio valore, ma senza politica, oggi come oggi, non si può andare avanti. Allora, cambio per un attimo argomento, perché vi ricordo innanzitutto che domani mattina a partire dalle 7:30 inizierà la diretta della Adunata Nazionale degli Alpini di Genova, come da tradizione Tele4 e le emittenti del gruppo Media Nord-Est trasmettono l'intera giornata, domani dalle 7:30 fino a conclusione della sfilata nel tardissimo pomeriggio. Ieri abbiamo seguito la partenza degli Alpini di Trieste della sezione Guido Corsi all'insegna della musica in dialetto triestino. Sentiamo. Questo è il motto Triesti, la di ben, che la va di mai, sempre allegrima e passione, viva la popolo. E attraverso un inno tipicamente triestino che la sezione locale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, questa mattina si è messa in marcia per l'adunata di Genova in programma da oggi a domenica. Gruppi organizzati come quelli intercettati questa mattina dalla sede delle Penne Nere Triestine, sezione Guido Corsi, ma anche molti altri che raggiungeranno il capoluogo ligure autonomamente, tutti accomunati dallo spirito d'appartenenza, dalla volontà di ritrovarsi, festeggiare e domenica sfilare nel tradizionale cerimoniale nazionale. Grande senso di appartenenza, vogliamo partecipare alla festa, qualcuno di noi è già partito, ci ha mandato alcune foto da Genova, si stanno già immergendo in quella che è una grande festa, una grande occasione di ritrovarsi, una grande occasione di confermare quelli che sono i nostri valori. Pochi giorni fa è stato il 6 maggio, ricordiamo tutto quello che gli alpini hanno fatto in occasione del terremoto del Friuli e quello che hanno fatto in occasione di tutte le emergenze che ci sono, pronti a partire, pronti a servire, ma anche pronti a godersi qualche momento così di festa insieme, lo stare insieme, il ritrovarsi, riaffermando appunto quelli che sono i valori della solidarietà e quelli che sono i valori anche dell'appartenenza nazionale. Qualche amico triestino si vede solo in adunata, per cui anche gli amici che poi ogni anno si sa più o meno che vengono, che vanno a Genova indipendentemente dalla sezione, li ritroviamo a Genova. Ma ognuno ha i compagni di corso, io ho fatto il 150esimo e abbiamo la nostra chat e c'è già qualcuno appunto che manda le foto, dice vi aspettiamo, vi troviamo, ci si vede poi sicuramente a fare qualche bevuta insieme.
Bene, allora queste le parole degli amici alpini, diciamo il volto bello degli alpini triestini, poi c'è anche l'aspetto, no, di quello che gli alpini fanno nelle situazioni di emergenza, no? In questi giorni si è citato più volte il contributo 50 anni fa in occasione del terremoto del Friuli. Beh, un orgoglio italiano, anche l'alpino è orgoglioso di essere alpino, è alpino tutta la vita, è affezionato a quel particolare berretto, alla penna nera, all'Italia, al tricolore, insomma diciamo che è un orgoglio sia per lui ma naturalmente anche per tutta la popolazione, ed è bello che ogni anno sfilino in una città di Trieste dove si incontrano e dove creano una comunità eterna per loro, no? È un corpo molto 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 unito. E sono tantissimi, mi dicono che si conoscono veramente, non dico quasi tutti, ma ormai a furia di incontrarsi ogni anno si incontrano e si conoscono veramente in tantissimi, ed è una cosa molto bella soprattutto per loro. Allora, sentiamo la telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno, dottor Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Buongiorno, guardi, io sentire dalla politica che questo non si può fare, quell'altro non si può fare, che il terzo è difficoltoso, che il quarto c'è... La burocrazia la cambia la politica, non avete cambiato niente. In più noi qua cittadini del territorio libero siamo prevaricati nei nostri diritti e voi siete sempre silenti su questo? Non è questo... Questi sono i valori di prevaricare i diritti degli altri. Complimenti al corpo degli alpini, perché è un corpo meraviglioso e crede in quello che fa e aiuta sempre. La politica fa gli interessi non so di chi, perché siete eletti, anche qua nel territorio libero, anche se le elezioni non sono nostre, ma siete eletti per i cittadini di Trieste. I cittadini di Trieste hanno dei diritti unici al mondo e voi lasciate le persone in miseria perché non volete attuare questi che sono diritti sanciti da legge e Costituzione. Signor Lippi, è poco da ridere. Tiri fuori per cortesia, come chiedo tante volte, la legge 3054 del 52 e spieghi ai cittadini. Io non voglio una sua opinione, io voglio che lei come politico spieghi una legge che deve conoscerla e la conosce ai cittadini di Trieste. Cari cittadini, la legge 3054 del 52 recepisce la legge precostituzionale 1430. E cosa vuol dire la legge precostituzionale 1430? Che per fare la Repubblica Italiana hanno dovuto fare legge del trattato di pace. Quindi per cortesia spieghi queste cose. E la 3054 ho guardato mezz'ora fa, normativa.it, è sempre là. Non la potete cambiare, dovete solamente attuare quelli che sono i diritti dei cittadini e non prevaricare i diritti degli altri, perché così non avete né gloria né onore e neanche non avete dei valori, perché chi prevarica i diritti degli altri non ha valori. Spero in una sua risposta e per cortesia non tirate fuori Osimo perché offenderebbe la sua intelligenza e l'intelligenza dei cittadini di Trieste. Se volete tirar fuori Osimo leggete il primo articolo del trattato di Osimo. Grazie e una buona giornata. Grazie, prego Lipoli. Sì, ma allora per quanto riguarda il territorio libero di Trieste mi pare la storia di Cenerintendo e quindi non intendo rispondere sul fatto. Per quanto riguarda invece alcune cose che il territorio libero proponeva, come i porti franchi, il nostro segretario comunale Claudio Giacomelli ha presentato una mozione in Consiglio regionale approvata all'unanimità per quanto riguarda i pieni poteri e il riconoscimento dei pieni poteri del Porto Franco internazionale qua a Trieste, e quindi se entriamo nei temi ci sono alcune cose che condividiamo e quindi niente da dire. Per quanto riguarda altre cose invece lascio alla storia il giudizio di questa cosa qui.
Bene, allora poi vi informo che ci collegheremo anche nel corso dei nostri telegiornali con la dunata di Genova per la vigilia, diciamo così, di quella che sarà l'importante giornata di domani, con la diretta a partire dalle 7:30. Allora, volevo far vedere poi a Lipolis quello che è successo anche ieri, anzi no, scusate, volevo andare al servizio relativo a Barcola, perché dopo i lavori fatti sul lungomare triestino a seguito della mareggiata, quella in arrivo sarà la prima stagione estiva dopo la mareggiata, con finalmente tutto il lungomare disponibile. Vediamo. Le lavorazioni dovute alle mareggiate sono terminate, adesso partono le sistemazioni in vista della stagione estiva, quindi la manutenzione ordinaria. Si stanno facendo proprio in questi minuti sopralluoghi per la pulizia delle aree, che partirà a metà maggio. A 2 anni e mezzo dalla violenta mareggiata che danneggiò gravemente il lungomare di Barcola, quella di quest'anno sarà la prima stagione balneare a pieno regime. I topolini 4, 5, 6 e 7, interdetti nelle scorse estati, sono ora accessibili. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha seguito da vicino gli interventi di quella fascia costiera, ha riepilogato gli sforzi messi in atto nell'immediato post mareggiata. I topolini dal 4 al 7 sono stati topolini che sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Abbiamo avuto dei lavori piuttosto consistenti per diverso tempo, dall'inverno successivo fino all'altro anno sostanzialmente, perché hanno riguardato il rifacimento non solo della platea ma anche la verifica ovviamente della tenuta di questa platea, perché il mare si era mangiato tutto, la verifica anche del sistema fognario, perché sono lì anche lì delle verifiche degli interventi, quindi la sistemazione degli accessi al mare e anche dei topolini stessi, quindi una messa in sicurezza veramente imponente. Ha portato via sicuramente un po' di tempo e un po' di disagio alla cittadinanza, ma era un lavoro che non si poteva non fare. I costi per ristrutturare la costa sono stati sostenuti dal Comune, ma con un importante aiuto della Regione. L'importo è stato anche consistente, per questo ringraziamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, perché ci ha concesso un contributo totale di 6 milioni per i danni alle mareggiate, 3 qualcosa dedicati ai topolini. La stagione prenderà ufficialmente il via il 1° giugno. Dal 1° giugno anche sarà operativo il salvamento, ovviamente sempre a carico del Comune, circa un appalto di circa 160.000 euro, che garantirà ovviamente la sicurezza e l'accesso al mare dei bagnanti. Allora, costa quindi finalmente completamente disponibile. Io sottolineerei anche le opere, diciamo, di contenimento a mare, le scogliere rinnovate che, come dire, guardano anche al futuro in caso di ulteriori episodi. Ecco, devo fare i complimenti al Comune di Trieste, perché è riuscito a fare veramente un bel lavoro a Barcola. La mareggiata, adesso io non ricordo esattamente perché ormai sto diventando anziano anch'io, se era di 2 anni fa o di 3 anni fa, però siccome i bambini non nascono in 3 mesi ma in 9 mesi, si è visto anche in questo caso che serve del tempo per fare le cose, però poi alla fine non è che in questi 2 anni gli assessori comunali si sono girati le dita, no? Hanno cercato di mettere in piedi una situazione. Ottobre-novembre 2023. Ecco, ottobre-novembre 2023, siamo arrivati ad aprile 2026, quindi sono passati 3 anni e mezzo, no, 2 anni e mezzo, sono passati 2 anni e mezzo. Uno, se voleva, faceva delle polemiche, perché Barcola è così, perché Barcola è così. Però si è lavorato, purtroppo i tempi sono questi, bisogna mettersi in testa che oggi come oggi, quando succede una disgrazia, servono dei tempi per fare i bandi, per fare i progetti, per trovare i fondi. Non è così semplice, cioè il cittadino, io so che è facile lamentarsi e oggi, come ti parlavo prima Marco, i social danno una mano alle polemiche incredibile e purtroppo diventa veramente il megafono di tutte le persone che hanno qualcosa da ridire, che hanno problemi con la loro vita, che si sfogano sul qualsiasi cosa. Chi è favorevole ad una cosa, chi sta in silenzio. Quelli che parlano e che scrivono su Facebook di solito sono quelli che si lamentano di tutto e che trovano il lato negativo in ogni cosa. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto, buongiorno, sono in linea? Prego. Buongiorno, saluto a lei Stabile, alla redazione, gentile ospite. Buongiorno. E a tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, io l'ho ascoltata molto attentamente, diciamo, come lei, diciamo, alla sua narrativa qui in trasmissione, no? E devo dire che parzialmente mi ha, diciamo, commosso, mi è venuta la lacrimuccia quando ha parlato
ad esempio del discorso dei migranti, dicendo che c'è una Costituzione, siamo una democrazia, bla 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 bla, eccetera eccetera. Nella realtà dei fatti si invoca, diciamo, la Costituzione per quanto riguarda i migranti, perché fa comodo a tutti, perché voglio ricordare che i migranti come costo base minimo costano ogni anno alla comunità, queste sono fonti tedesche perché qua i dati sono secretati, almeno 6 miliardi di euro l'anno, d'accordo? E quei 6 miliardi fanno contenti tutti, sia centrodestra e centrosinistra. Però ad esempio ve ne state opportunamente zitti, ad esempio sul massacro di quello che succede a Gaza, sulle varie guerre che l'Italia ci è dentro, perché voi quando l'Italia ci va dentro usate dei tecnicismi, delle cose labi in maniera da non che il cittadino non capisca. Peccato che ci sono fior di giuristi diciamo anche di una certa caratura che dicono esattamente il contrario. Ad esempio il gruppo dei volontarosi, non si dice il gruppo dei volontarosi che vogliono entrare in guerra, d'accordo? Poi lasciamo perdere le spese, l'aumento delle spese a dismisura, però tornando a noi a Trieste, quello che mi interessa di più, quando voi, diciamo, centrodestra e centrosinistra avete rubato la cittadinanza quasi 70 ettari di Portofranco, perché quel Portofranco non era un'area abbandonata, è stata volutamente abbandonata, d'accordo? Perché 66 ettari con una classificazione giuridica di un certo pregio, di una certa elevatura, lì immediatamente avete risolto tutte le problematiche giuridiche, immediatamente, e avete trovato immediatamente i soldi. Senza parlare, diciamo, per quanto riguarda il progetto della Segovia, non è neanche stata fatta, che già avete trovato progetti, soldi e tutto. Poi dove vi andate a sbattere? Su, diciamo, il ponte di Campanelle. Il ponte di Campanelle, lì ci sono una marea e mezza di burocrazia che poverini, diciamo, non sapete come fare, pur saranno tempi lunghi. Però per quello, la questione è questa, per quello che voi come centrodestra, centrosinistra vi interessa, sì, viene fatto immediatamente, sì, trovate i soldi immediatamente, sì. Per quello che, diciamo, non ha nessuna utilità, diciamo, che non ne trovate, quello lì è no, la burocrazia, l'Italia, eccetera, eccetera. A me sembra, e ripeto, abbiamo capito, cioè, come dire, domande non ce ne sono, però, cioè, come dire, ho capito la rilevazione su tutti i temi già trattati, però poi la domanda onestamente non arriva. Chiaramente si è liberi di esprimere la propria opinione, si spera però poi in un'interazione, visto che si tratta di temi già trattati. Lipolis, giriamo pagina, andiamo su San Dorligo, sulla questione SIOT, che tipo di interventi sono? Sì, allora io un anno fa, su consulenza, tra virgolette, di persone che hanno partecipato al precedente tavolo sulla sicurezza esterna del comune di San Dorligo per quanto riguarda la presenza dei contenitori della SIOT, chiesi se il comune aveva avvisato il prefetto di Trieste per eventualmente redigere un piano che ormai non era più valido perché era in scadenza. Probabilmente il prefetto è cambiato, non so se il tavolo non è stato fatto. Ora c'è stato un attentato a Paluzza, hanno tagliato i tralicci della cosa, quindi diventa ancora più urgente questa cosa qua. Siccome l'altra settimana sono diventato presidente della commissione trasparenza che spetta all'opposizione per San Dorligo, ho convocato io un piccolo tavolo chiedendo al vice sindaco e al sindaco di essere presenti a questo tavolo, dicendo se è stato fatto tutto il necessario per eventuali problematiche che possono succedere tramite attentati, perché siamo in un clima di guerra, quindi può succedere anche di questo. E ho invitato un rappresentante della regione, Glauco Spangaro, che è della direzione ambiente per quanto riguarda queste cose qua, e anche il direttore regionale dei vigili del fuoco, Luigi Giudice. Quindi faremo questo tavolo il giorno 18 per capire se ci sono tutte le caratteristiche nel comune di San Dorligo per creare una via di fuga per i cittadini in caso di scoppio. Io ricordo che rammento, è noto che alcuni di questi contenitori
sono vicini 100-200 metri ad alcune abitazioni, e oggi come oggi non sappiamo ancora dov'è la valvola di sfogo, tra virgolette un piazzale, dove i cittadini eventualmente possono riversarsi in caso di attentato. E quindi in maniera molto costruttiva ho cercato di fare questa anticipazione del tavolo ufficiale, cercando di capire quali sono le problematiche eventuali e come il Comune di San Dorligo, come i Vigili del Fuoco, come l'ARPA per esempio, e come le forze dell'ordine potranno cercare di risolvere questa cosa in una malaugurata, speriamo di no, evenienza tragica, che però è già capitata, perché nel 1972, se non sbaglio, c'è stato un attentato di Settembre Nero, se non sbaglio ai tempi, proprio alla struttura della SIOT. Certo, allora ringrazio ancora Antonio Lipolis, do un'informazione di servizio, siccome mi giungono segnalazioni di una raffica di truffe agli anziani negli ultimi giorni e in particolare di chiamate a casa in cui queste persone si spacciano per carabinieri e dicono di recarsi alla caserma di Via dell'Istria lasciando il familiare, magari quello più anziano, da solo a casa. Ecco, non fatelo, chiamate subito eventualmente il 112 e soprattutto se bussano alla porta, si presentano come sedicenti, poliziotti o carabinieri, chiamate il 112 immediatamente, perché veramente gli episodi sono ripetuti in ogni parte del territorio provinciale. Grazie Antonio Lipolis per essere stato con noi, ci vediamo tra poco per parlare di speleologia urbana. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, cambiamo completamente pagina, parleremo di speleologia sia urbana che quella collegata alle grotte del Carso, e lo faremo in compagnia dei due amici della Società Adriatica di Speleologia, Marco Restaino che è anche il presidente. Ciao Marco, bentrovato. E Paolo Guglia, che ringraziamo per essere con noi anche per la presentazione a tutti. del suo nuovo volume, del nuovo libro, con cui proprio iniziamo questa fascia, le opere idrauliche minori della periferia di Paolo Guglia, appunto Luglio Editore, il problema idrico nel territorio di Trieste. Questo è il volume che tra l'altro verrà presentato anche un incontro pubblico quest'oggi in quel di Banne. Al Banne alle 8 presso la sede della Comunella di Banne, visto che si parla di opere minori della periferia, per cui del Carso, è un'ottima sede quella di presentarlo proprio sull'altipiano. Quindi pozzi, cisterne, altri manufatti che diciamo sono disseminati sul Carso triestino. Cosa ci racconta per inquadrare proprio il tipo di lavoro che avete fatto? Ma il discorso è molto semplice. Trieste ha avuto una storia abbastanza complicata per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Una storia che ovviamente ci fermiamo agli ultimi 2 secoli, per cui dal 1700 in poi, ha visto una rincorsa a quella che era da una parte il tentativo di fornire acqua sufficiente alla popolazione e dall'altra parte una popolazione che cresceva sempre più. Per cui è interessante analizzare tutto quello che è stato fatto di reale e tutto quello che invece è stato progettato, ideato, pensato e magari poi non è stato realizzato fisicamente, concretamente. Facendo questa ricerca ci siamo accorti di una cosa, che è il rapporto per cui con l'acqua, popolazione acqua del Carso era completamente diverso rispetto a quello che era il rapporto nello stesso periodo in città. Mentre in città il discorso era strettamente legato a quello di un centro in sviluppo, per cui pieno sviluppo, cantieristica, industria, per cui il cittadino non aveva particolari legami con chi forniva l'acqua. L'importante era che l'acqua ci siano le fontane, ci siano i punti dove poter approvvigionarsi, ma il discorso della fornitura dell'acqua era qualcosa che era delegato alle autorità. Abbiamo visto invece che per quanto riguarda la periferia, il Carso, tutto il discorso cambiava. Tutto il discorso cambiava perché il rapporto era molto più stretto fra cittadino e acqua. Alla periferia c'era una sensazione, più legata al territorio, c'era un sentimento di partecipazione al problema d'acqua.
dell'acqua, e per cui le opere e gli interventi che sono stati eseguiti erano completamente diversi. Ecco, con questo primo volume abbiamo voluto concentrarci su quella che era la lotta, possiamo chiamarla così, dura, in un territorio difficile, in un territorio che non aveva acque superficiali, per ottenere l'acqua, che era un bene fondamentale per la vita. Pensiamo a questi centri, questi paesi del Carso, centri rurali, per cui un po' di agricoltura, un po' di allevamento, l'acqua era fondamentale. Per cui tutte le soluzioni che sono state ideate, tutte le opere che sono state realizzate, opere piccole e diffuse sul territorio, ecco, che hanno permesso la sopravvivenza di questi paesi fino ad arrivare agli anni 30 del Novecento, in cui si comincia a parlare di allacciamento ai grandi acquedotti. Ecco, abbiamo visto alcune foto, alcune immagini che ci parlano appunto di cisterne, di cunicoli, spieghiamo un po' i tipi di manufatti. Ma il discorso è molto semplice. Non essendoci acqua di superficie, per cui fiumi o torrenti, lo sappiamo, l'acqua c'è, ma è a 300 metri di profondità. Il Timavo scorre sotto il Carso, almeno la nostra parte qui più vicina alla città, ma non c'è acqua superficiale. Per cui l'unica cosa che si poteva fare, ed era solo una, non c'erano altre alternative, era quella di raccogliere e conservare l'unica acqua disponibile, che era quella piovana. Per cui bisogna immaginare tutta una serie di opere che in realtà erano dei contenitori per conservare per il tempo più lungo possibile quest'acqua, quando magari c'erano le stagioni calde, le stagioni in cui non pioveva o pioveva di meno. Ovviamente queste opere erano fatte dalla popolazione e dalle autorità, ovviamente c'era una partecipazione anche in questo caso delle autorità, le famose cisterne pubbliche che troviamo in tutti i paesi del Carso, ma c'era anche tutta un'attività quasi privata, per cui il cittadino, in questo caso l'abitante dei paesi del Carso, che si inventava, conoscendo il territorio, conoscendo molto bene quello che era le caratteristiche, quelle che erano le caratteristiche del territorio attorno ai paesi, appunto il trovare le soluzioni per raccogliere e conservare l'acqua per il più tempo possibile. Ovviamente c'erano delle differenze, perché l'acqua potabile, per cui l'acqua che serviva proprio per la popolazione, per bere, per cucinare, era acqua che veniva conservata in strutture che avevano certe caratteristiche, ovviamente di grande pulizia, di grande, possiamo chiamarlo igiene, nel senso l'acqua doveva rimanere la più pura possibile. Arrivando dalla parte opposta, l'acqua per il bestiame, per cui per le mucche, per il bestiame che veniva allevato, era acqua che poteva essere, ecco, non dico più sporca perché è un brutto termine, ma conservata in maniera più semplice, e lì abbiamo tutto il grande panorama degli stagni che utilizzavano le depressioni appunto sul terreno carsico, isolate con l'argilla, per cui un isolamento che impedì in qualche modo la fuoriuscita dell'acqua, che creava queste conche appunto dove si conservava, dove si raccoglieva l'acqua, e bisogna dire che il Carso oggi ci sono ancora molte di queste opere, ma una volta era veramente interessato da una rete fittissima di piccole opere diffuse sul territorio. Tra l'altro delle foto bellissime nelle varie gallerie sotterranee, e uno degli altri aspetti, abbiamo parlato di acqua, ma c'erano anche le cosiddette ghiacciaie per la conservazione del ghiaccio, no? Quindi un aspetto a cui magari ovviamente giovani oggi nemmeno pensano, ma esisteva anche questo. Assolutamente sì. E poi è una parentesi secondo me veramente interessante e affascinante, cioè vedere come una vita dura, perché il sopravvivere nei paesi del Carso, pensiamo sempre 100-200 anni fa, era una vita dura, una vita fatta di duro lavoro nei campi, seguendo il bestiame, eccetera. Ecco, il trovare una soluzione che vada a coprire il periodo invernale, che era il periodo quasi di sosta, perché lo sappiamo per quanto riguarda la vita
come dire, rurale, del contadino, il periodo invernale è quello un po' di sosta, no? Per cui si preparano le attrezzature, ma si attende. Ecco, utilizzare quel periodo per implementare un'attività sussidiaria, per cui di aiuto, che poteva proprio aiutare l'economia della famiglia, ecco, ideando questo discorso delle ghiacciaie, per cui dei sistemi naturali barra artificiali, naturali perché ovviamente l'acqua ghiacciava per un fenomeno naturale, ma artificiali perché venivano realizzate tutta una serie di strutture che permettevano appunto di raccogliere questo ghiaccio con delle soluzioni, con degli stagni specifici, e poi la grande idea di conservare questo ghiaccio, perché ovviamente si formava d'inverno, ma la massima richiesta del ghiaccio era esattamente nella stagione più calda, per cui il fatto di dire creiamo dei silos, che poi erano le ghiacciaie, le ledenice nel termine diciamo sloveno, nel termine del Carso, dei silos particolari dove si raccoglieva il ghiaccio, si conservava il ghiaccio, si isolava il ghiaccio, e la possibilità poi di prenderlo, prelevarlo e venderlo nei periodi più caldi. Cioè, è una cosa che secondo me è interessante, aveva tutto un mercato sicuramente, qui nella periferia si dice che addirittura alcuni pezzi di questo ghiaccio siano arrivati addirittura da Alessandria d'Egitto, perché poi servivano anche per le imbarcazioni, per i mercantili che partivano, c'era questa riserva di ghiaccio. Ma pensiamo alle fabbriche di birra, le farmacie, i ristoranti, per cui c'era questa richiesta. Parliamo di un periodo in cui non esistevano i frigoriferi che abbiamo noi, non esisteva il frigorifero, la macchina che fabbricava il ghiaccio. Bisognava necessariamente rivolgersi al ghiaccio naturale. Ecco, un sistema veramente interessante che ha funzionato e che purtroppo, come succede spesso per tanti argomenti, ecco proprio si può vedere dall'immagine proprio i resti di una ghiacciaia, no? Erano questi silos interrati che appunto conservavano il ghiaccio, ovviamente ghiaccio alternato a strati isolanti. Si usava la paglia, si usavano delle foglie particolari di certe piante che permettevano di creare questi strati isolanti, e il ghiaccio si conservava fino all'estate. Un dato sembra che il ghiaccio conservato in questi serbatoi, in questi silos, durante l'inverno, d'estate, quando si apriva la ghiacciaia e si portava il ghiaccio in città, si perdeva solamente un 20% di quello che era la massa del ghiaccio, per cui dei sistemi anche che funzionavano bene. Bene, allora io mi fermo un attimo per andare in pubblicità, torniamo con Marco Restaino per parlare invece delle grotte collegate al flusso del Timavo. Tra poco. Bentrovati di nuovo in diretta a Sveglia Trieste. Ci spostiamo sul fronte della speleologia collegata alle grotte del Timavo, chiamiamole così, con Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia, per parlare, diciamo così, di ultime scoperte, esplorazioni e di quello che si sta facendo. Buongiorno a tutti, grazie Marco. Mi è piaciuto molto che Paolo ha parlato della lotta per trovare l'acqua, per la raccolta dell'acqua sul Carso o nella provincia. C'è anche un altro tipo di lotta più moderna, più recente, che è quella che conducono gli speleologi invece per raggiungere le acque sotterranee. La storia dell'acqua sotterranea del Timavo si allaccia ovviamente ai discorsi di Paolo, proprio per cercare questo prezioso elemento liquido che non è presente sul Carso, ma è presente sotto il Carso a grandissime profondità, addirittura più o meno a 300 metri di profondità della superficie, e questo è stato sempre il pallino delle persone del territorio, ecco, di raggiungere il fiume Timavo nel sottosuolo, non solo per l'approvvigionamento idrico nel primo secolo, ecco, agli inizi dell'altro secolo, e anche prima, ma ancora oggi è sfociata questa attività di ricerca in quella che è la disciplina della speleologia.
Allora nel 1841 è stata scoperta la finestra della grotta di Trebiciano, un tratto del Timavo sotterraneo. Da lì è partita la ricerca anche per noi speleologi di quest'acqua, che ha visto varie tappe sia per l'Italia che per la Slovenia, e nel 2024 la Società Adriatica ha raggiunto, dopo 24 anni di lavoro, il fiume Timavo nuovamente con un altro accesso nella grotta Luftloch, di cui vediamo le immagini, e siamo contenti che questo risultato è stato anche raggiunto dai colleghi della Commissione Grotte Eugenio Boigan, che anche loro dopo 20 anni di lavoro continuativo sotto l'autoporto di Fernetti, quindi sotto il camion, anche lì hanno scavato in una zona proprio adiacente all'autoporto, e finalmente alcuni mesi fa hanno potuto anche loro immergere le mani in questo sacro fiume per la speleologia. Quindi c'è una nuova finestra sul Timavo. Questa nuova possibilità aprirà delle situazioni inedite sia riguardo agli studi dell'idrologia sotterranea, sia riguardo alla geologia e anche alla qualità dell'acqua e anche alla biologia, perché anche questa cavità, come per la Luftloch e come anche per la grotta di Trebiciano, si sono riscontrati numerosissimi protei. Le esplorazioni vanno avanti, dalla grotta di Trebiciano quest'estate gli speleosub francesi, con cui collaboriamo ormai da un decennio tramite un progetto che si chiama Timavo System Exploration, che porta la conoscenza oltre il limite della persona che raggiunge l'acqua ma non può andare avanti. Ecco, noi speleologi arriviamo all'acqua e lì ci fermiamo, mentre gli speleosub, in questo caso appunto questi speleosub francesi con cui collaboriamo, si immergono ormai da tanti anni nelle acque, ahimè, torbide del Timavo, che non regala niente per quanto concerne la visibilità, e cercano di aumentare la mappatura geografica, l'estensione di queste gallerie non solo nel sottosuolo ma sotto l'acqua del sottosuolo. Quest'anno si cercherà di spingersi ulteriormente oltre i confini degli anni precedenti, cercando di riuscire a collegare la grotta di Trebiciano alla grotta Luftloch. Ormai le ultime esplorazioni si sono spinte tanto in là dalla grotta di Trebiciano, che dista 1 chilometro dalla Luftloch, e dai rilievi che ovviamente riusciamo ad avere grazie a queste persone che ci mettono la vita per esplorare, si intuisce che possano mancare dai 200 ai 300 metri per creare questo collegamento unico fra due quindi finestre sull'acqua sotterranea importantissime, e creare un sistema unico di più di 1 chilometro di gallerie che potremmo chiamare sistema del Timavo. Ecco, una persona quindi fisicamente potrebbe entrare nella storica grotta di Trebiciano e uscire fuori dall'abisso Luftloch scoperto nel 2024. Certamente il fatto che gli amici della Commissione abbiano aperto una nuova finestra sul fiume più a valle rispetto al corso del Timavo, di più o meno anche lì 1 chilometro, mette nuove possibilità di ricerca anche speleo-subacquea sotto quella zona, per riuscire a implementare la mappatura di tutto quello che sappiamo. Ecco, abbiamo visto anche l'immagine poco fa del proteo. Chiedo se ci sono ulteriori novità, perché so che c'è questo studio importante anche in collaborazione con la vicina Slovenia relativamente, l'ultima volta ne avevamo parlato, anche addirittura della scoperta della presenza di sottospecie di protei diversi, oltre a questo qua che era un po' il gigante, no? Ricordi benissimo, Marco, gli studi vanno avanti sia in collaborazione con l'Università di Lubiana, ma oggi hanno preso piede anche altre ricerche grazie all'Università di Trieste, al Dipartimento Scienze della Vita. C'è uno studio attualmente diretto dalla dottoressa Chiara Manfrin, proprio che vuole portare più luce nel sottosuolo anche riguardo alla conoscenza di questo
misterioso anfibio che è conosciuto da ormai più di 2 secoli, però vivendo in un ambiente in cui chiaramente l'osservazione diretta è molto molto complicata, è ancora avvolto da una serie di enigmi e misteri incredibili. Come ricordi, effettivamente l'Università di Lubiana, grazie alla genetica, quindi grazie al DNA, all'impronta digitale personale che c'è nel sangue di questi anfibi, è riuscita a dividere questa specie in più, non si possono ancora definire sottospecie, ma lignaggi, cioè c'è diversità nel DNA. Non si sa ancora se siano delle specie, delle sottospecie, delle forme locali, ma c'è una diversità. Oggi si cerca di andare più in profondità non solo dal punto di vista della genetica, quindi con campionamenti volti proprio al prelievo di un piccolissimo pezzo di tessuto da questi animali, proprio per avere una banca dati enorme a riguardo della genetica, ma si cerca anche tramite proprio l'osservazione e lo studio di questi animali in grotta di capire se oltre alla genetica c'è anche della diversità fra questi lignaggi dal punto di vista morfologico, quindi in base alle dimensioni, in base alle caratteristiche del corpo, o anche dal punto di vista ecologico, perché magari questi animali, che sono di diverse tribù, diciamo così, alcuni si possono comportare in una maniera e alcuni nell'altra. Questa notte pensavo proprio come far comprendere in facilità questa situazione a cui noi oggi speleologi e ricercatori ci troviamo davanti. Noi tutti sappiamo che, per esempio, tra i grandi felini ci sono giaguari, ghepardi, leopardi, però è un po' difficile così riuscire, se uno non è esperto, a capire al primo momento la differenza. Allora noi ci troviamo praticamente in grotta con probabilmente la presenza di protei di specie o sottospecie diverse, quindi leopardi, ghepardi, leoni, insomma. Però c'è difficile in questo bosco del sottosuolo riuscire immediatamente a capire di che specie abbiamo davanti. Bisogna allenare l'occhio, e non solo l'occhio, ma anche avere appunto tanti campionamenti fatti nel sottosuolo, e attualmente si può comunque confermare che ci sia in atto il più grande lavoro di campionamento sul territorio riguardo ai protei, che attualmente stiamo monitorando e attribuendo i vari lignaggi e cercando di comprendere maggiormente appunto di questi animali. Per ora siamo arrivati a 200 esemplari. Quindi un numero veramente enorme, distribuito sia sotto il carso triestino che il carso isontino, perché questo è l'areale geografico di distribuzione di questo anfibio in territorio italiano. Certo. Allora, c'è una telefonata da casa, spero inerente. Pronto, buongiorno? Buongiorno, qua è Gianni che parla. Ciao Gianni! Volevo solo ringraziarvi per questa bella trasmissione. Ringrazio il signor che ha scritto quel libro sui pozzi, sul ghiaccio che andava a vendere i carsolini, e dopo mi viene in mente un libro che so che il signor Stabile lo ha letto, perché ho avuto modo una volta di parlare con lui, e che ha letto il Gelso dei Fabiani, certo. La Vizzin a sinistra, non mi ricordo però, perché mi vado sempre tutta a memoria, non mi ricordo il paese, ma era il paese fatto tutto di pietre, e che tutte le cose, e che portava al pozzo dove che c'è. Sì, anche Trieste aveva il suo grande problema, difatti c'è la casa fatta con l'asilo, ma adesso non voglio andare a Trieste. Volevo solo dirvi e ringraziarvi, però che tutti cercavano l'acqua mia ero a San Luigi, stavo a San Luigi in via Biagioletto 43, avevi col pozzo vicino. Stavo alla Maddalena adesso col pozzo vicino. C'è tutti pieni di pozzi. Quando però nel
1929 se non sbaglio, c'è sta il Randazzo che si era però del Timavo, che dopo nel 70 c'è sta cambiato perché purtroppo loro buttava tutte le porcherie. Di quella volta noi avevamo l'acqua a Trieste per tutti, ma prima di quella volta non era per tutti, era sempre crisi dell'acqua, sempre. E per questo questo signor che ha fatto questo studio, che sono tanto grato, tanto grato, oltre che al signor delle cave, che il cerca, che c'è tanto bravo, e spero così, mi scusi, ma ho 92 anni e sono un po' insempiato, e siccome vado tutto a memoria, bravissimo. Mi viene questo, adesso mi penso col che ha fatto Maria Teresa, il famoso acquedotto che ha messo in Romano, diciamo così, però le fontane a quel tempo funzionavano, adesso non le funziona più. Grazie davvero al nostro amico, un abbraccio forte, e chiedo tra l'altro a Paolo Guglia, siccome rimembrava il tema, parlava del Genso dei Fabiani, quindi della vicenda dei genitori del noto Max Fabiani, Cobdili, vicino a San Daniele del Carso, in Slovenia, anche lì terreno di pozzi, diciamo. Assolutamente sì, ecco, un libro bellissimo che dà uno spaccato di un'epoca. Tra parentesi, ho riprodotto una citazione tratta da quel libro anche nella recente pubblicazione, proprio perché si dà l'idea di quello che era proprio anche l'approccio con questo territorio duro, difficile, fatto di roccia, e dove l'acqua non c'era, per cui era un grande problema. Volevo aggiungere una cosa, perché forse è interessante. Si è parlato della presenza di pozzi, cisterne in periferia, per quanto riguarda adesso questa prima parte dello studio parla di periferia, però pozzi e cisterne c'erano anche a Trieste, in città. Un dato che a me ha fatto un po' impressione, ma è un dato documentato, è che alla fine dell'Ottocento, se parliamo di Trieste e del suo territorio, metà dell'acqua potabile disponibile per la popolazione era acqua che proveniva da pozzi e cisterne. Per cui il grande salto che ha risolto il problema è, come è stato citato, nel 1929, per cui negli anni 30, l'arrivo dell'acquedotto Randaccio. Prima il pozzo era una cosa, fondamentale. E qui si potrebbe fare un altro discorso, che è un po' l'approccio un po' falsato che abbiamo noi. Noi quando vediamo un pozzo, quando vediamo anche una fontanella, una cisterna, o parliamo anche delle fontane, ecco, classico esempio, le fontane dell'acquedotto teresiano. Ecco, noi guardiamo le fontane e ci viene come primo sentimento il fatto di analizzare quasi l'aspetto monumentale, per cui come è stato fatto, c'è la statua, le vasche. Ecco, dobbiamo capire che nel passato nessuno guardava l'aspetto artistico o monumentale di queste opere. Le fontane erano semplicemente dei distributori d'acqua. Noi oggi le abbiamo trasformate in monumenti perché effettivamente abbiamo l'acqua che arriva a casa, ogni casa è scontata, no? Ecco. È scontata, e anche lì è un discorso che è percepita come tale. Diciamo che a Trieste siamo fortunati e abbiamo una disponibilità d'acqua legata da una parte il territorio, che una volta era un territorio difficile perché non c'erano le tecnologie. Oggi è possibile aumentare anche il raggio, d'azione. Un acquedotto può anche avere uno sviluppo decisamente lungo. Ci sono le pompe oggi che permettono di sollevare l'acqua. Nel Settecento l'acquedotto teresiano non aveva questi sistemi, per cui doveva funzionare, per esempio, per gravità. Per cui si partiva da un punto un po' più alto e si scendeva, ecco, e quella era la possibilità tecnologica di allora. Oggi siamo fortunati, speriamo che questa fase attuale dove l'acqua c'è e di buona qualità e in abbondanza continui anche nel futuro,
per lasciare anche ai nostri figli un qualcosa che sia utilizzabile, che sia, io quasi farei un discorso come dire, di eredità. Ecco, l'acqua è anche un qualcosa che, se guardiamo l'aspetto etico, usiamo questo termine, è stata un traguardo raggiunto con grandi fatiche, e sarebbe bello che questo discorso continui nel tempo, lasciando per i nostri figli, per i nostri nipoti, ecco, una situazione che sia tranquilla, sia scontata come in qualche modo abbiamo oggi. Come si diceva, oggi è normale che nelle case ci sia il rubinetto, per cui nessuno mette in dubbio questo. Speriamo che questo duri anche per il futuro. Allora, ancora per parlare di speleologia, di grotte, di Carso, di Acquedotto Teresiano, ma anche di sorgenti, ho visto nel libro, tra poco sempre qui a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste per parlare di speleologia, di acqua, di speleologia urbana, di ricerca e di storia dell'acqua a Trieste sul Carso con Marco Restaino e Paolo Guglia della Società Adriatica di Speleologia. Allora Marco, c'è stato questo importante convegno al Museo di Storia Naturale di Trieste. Ci racconti un po' quello che è stato e quello che è stato presentato di innovativo che riguarda proprio l'acquedotto teresiano, la ricerca storica dell'acqua a Trieste. Certo, faccio un percorso a 360, sempre allacciandomi a quanto dice Paolo. È stato fatto questo convegno che ha portato le novità, alcune novità esplorative e anche ricerche d'archivio, perché come società abbiamo una convenzione sia per la gestione della grotta di Trevigiano, ma in questo caso per l'acquedotto teresiano, e che ci permette, grazie anche alla disponibilità del geometra Delio Palladini che cura l'archivio tecnico disegni, di andare e immergerci in queste, ecco, non nelle acque, ma in questi libri antichi pieni di mappe e di documenti preziosi, e quindi di ricostruire tutta la storia della nostra città, ma anche, come diceva Paolo, delle nostre fontane, in cui una volta veniva portata l'acqua proprio dell'acquedotto teresiano. L'acqua dell'acquedotto teresiano era stata presa, captata dal monte, e quelle 3 fontane che ancora oggi sono nella nostra città riposizionate dove erano all'epoca, da quelle fontane sgorgava proprio l'acqua di questo acquedotto. Uno dei temi affrontati nel convegno, in cui i relatori erano Leda Cipriani e Riccardo Micigrucci, da questo punto di vista hanno parlato delle esplorazioni che sono state compiute nell'acquedotto teresiano, ma anche della possibilità di recuperare quest'acqua che oggi va sprecata, proprio per riportarla in quelle fontane che purtroppo oggi sono asciutte. Poi c'è stata un'altra parte dedicata alla situazione archivistica, in cui ha parlato delle ultime novità Francesco Nicosia, un giovane molto promettente che passa giornate intere negli archivi proprio per cercare, assieme a Paolo Guglia, di costruire, ecco, tutta la storia di queste gallerie. Gallerie che appunto si cercherà pian piano di affrontare il discorso di riportare quest'acqua al servizio pubblico, perché è acqua buona. Oggi noi, grazie alle analisi chimiche che abbiamo fatto sia nell'acqua dell'acquedotto teresiano, sia anche comunque nelle acque del Timavo, perché c'è molta attenzione anche dalle istituzioni. Allora noi collaboriamo sì con il Museo di Storia Naturale, con l'Università di Trieste, Lubiana, ma anche grazie all'impegno costante del servizio geologico regionale, che è attentissimo a queste tematiche. Abbiamo fatto una serie di analisi mirate proprio alle acque del sottosuolo del Timavo, grazie anche all'ARPA, ed è venuto fuori che quest'acqua, per fortuna, è anch'essa molto molto buona, e questo poi ha portato tutto dei risvolti che noi tangibilmente riscontriamo sul territorio, perché anche allacciandomi al nostro simpatico amichetto misterioso, il Proteo,
possiamo oggi confermare che grazie al fatto che quest'acqua sia migliorata di qualità e quindi sempre anche pronta un domani per essere nuovamente recuperata per Trieste, Marco, tu hai detto prima una cosa sacrosanta che mi è rimasta proprio in mente, che sul nostro territorio c'è la percezione che l'acqua sia abbondante, ma effettivamente perché l'acqua è abbondante e noi ne abbiamo tanta, però proprio averne tanta vuol dire sapersene prendere tanta cura e quindi a maggior ragione ne abbiamo, cerchiamo di essere un esempio virtuoso conservandola e non sprecandola, inquinandola e depauperandola. Quest'acqua buona comunque, allacciandomi al nostro amichetto di prima, dicevo, ha portato anche a un boom demografico della vita nel sottosuolo. E mi piace ricordare come alcuni mesi fa eravamo proprio qui a parlare del proteo più grande che sia stato campionato per il territorio italiano, ma anche il territorio del Re Catimavo, di questo fiume che attraversa il confine nel sottosuolo, l'ex confine nel sottosuolo, e questa salubrità dell'acqua ha portato a questo boom demografico di protei e sicché anche nell'Isontino, non solo nelle acque del Carso triestino col Timavo, ma anche nell'Isontino ce ne sono tanti di più di questi protei e assieme al proteo gigante scoperto nella Luftlok alcuni mesi fa abbiamo anche trovato un proteo che è il più grande attualmente anche dell'Isontino, quindi abbiamo due record, diciamo così, in maniera divulgativamente parlando, perché chiaramente tutto questo poi va processato tramite dati scientifici che porteranno a delle pubblicazioni, ma questo è per esemplificare il discorso che la vita nel sottosuolo è tanta e in buona qualità e si sta lavorando tanto proprio anche per cercare di saperne di più su questi animali e quindi conservare l'ambiente in cui questi vivono. Certo. Tra l'altro abbiamo avuto fortuna perché quando parlavi di campionamento e analisi è andato tutto proprio perfetto a livello di immagini. So che anche Paolo vuole intervenire su questo argomento. Sì, il tema. Mi riaggancio a quello che è stato il convegno di una settimana fa, perché lì emergono proprio i due aspetti. Da una parte il passato. Quando si parla di certi argomenti, parliamo di speleologia in cavità artificiali, per cui di opere realizzate nel sottosuolo nel passato, c'è la grande possibilità di accedere a quella montagna di documenti che si trovano negli archivi. Ovviamente ci limitiamo a quelli che sono dal 700 in poi, dal 1700 in poi. E devo dire che per chi è appassionato di queste cose è un qualcosa di estremamente affascinante. Trovare nelle carte le tracce di quello che poi si va a osservare direttamente scendendo nel sottosuolo è un qualcosa di veramente come dire, appagante. Poi diciamo c'è anche la possibilità proprio di fare il confronto. Molti studiosi studiano teoricamente le opere, ma non hanno la possibilità mai di accedere a queste opere. Noi che frequentiamo il sottosuolo triestino abbiamo la possibilità proprio di mettere a confronto il documento, il progetto, in qualche caso, con quello che poi è stato effettivamente realizzato. Devo dire che adesso stanno recentemente uscendo dei documenti eccezionali, per cui stiamo proprio in qualche modo riscoprendo tutto quello che stava, per esempio, all'origine dell'acquedotto teresiano, con delle notizie che saranno molto interessanti, ma ci stiamo lavorando. E questo è il passato. Dall'altra parte, andiamo un po' al futuro invece, abbiamo la possibilità oggi di avere delle tecnologie che sono all'avanguardia. Si possono fare delle cose che fino a pochi anni fa veramente non era possibile fare. Per esempio, una delle ultime cose che abbiamo fatto, ovviamente in collaborazione con altri esperti, cito il gruppo di Treviso Sotterranea o il gruppo Montegliano, che sono degli amici speleologi bravissimi in questo settore, abbiamo per esempio mappato in tridimensionale l'acquedotto teresiano. Cosa significa? Non solo il rilievo speleologico che ovviamente definisce una pianta, una sezione di queste gallerie, ma proprio la visione tridimensionale dell'acquedotto teresiano. Abbiamo anche il filmato, per cui penso che si può
anche vedere. Eccolo qua. Ovviamente questo è in bassa risoluzione, perché la risoluzione ovviamente può aumentare fino ad arrivare a dettagli veramente incredibili, ma lì il peso poi del file diventa eccessivo. Per cui questa è una visione ancora in bassa definizione. Però, come si può vedere, c'è l'acquedotto, c'è la possibilità di entrare nell'acquedotto, di visitare virtualmente queste gallerie, e veramente c'è una possibilità di... Qui siamo all'ingresso, diciamo così, di San Giovanni e stiamo scendendo. Siamo scesi verso Valle, esatto, no? Verso Valle. Ecco. Ripeto, una visione in questo caso con una definizione non troppo elevata, ma si può arrivare proprio a vedere il centimetro, ecco, di risoluzione, con una descrizione di quelle che sono le opere, di quello che è l'andamento, di quello che è proprio la sezione continua delle gallerie, che è un qualcosa di incredibile. Cosa ci racconta dal punto di vista, diciamo, strutturale dell'opera e della qualità del manufatto antico, ma volendo ancora funzionante, no? Allora, una cosa che a me piace dire è che l'acquedotto teresiano era una macchina costruita per procurare acqua, fatta dagli austriaci, fatta nel 1700, e che funziona ancora perfettamente ancora oggi, per cui le gallerie raccolgono l'acqua, le strutture sono ancora intatte, non ci sono problemi di crolli, non ci sono problemi statici, per cui un'opera perfettamente realizzata e che si è mantenuta nel tempo. Immaginiamo anche che mentre all'inizio tutte queste opere avevano della manutenzione continua, per cui degli addetti che quasi giornalmente andavano a controllare e a pulire, c'è stato un lungo periodo, diciamo dagli anni, dalla prima guerra mondiale in poi, ecco, possiamo dare questo termine di tempo, l'acquedotto è stato abbandonato. Nonostante questo funziona ancora tutto perfettamente, e anche da queste immagini si possono notare i dettagli di una galleria che è stata rivestita dove magari c'era qualche piccolo problema di tenuta delle pareti, e dove invece le pareti davano sufficiente garanzia di solidità. Ecco, non c'è stata la necessità del rivestimento, però è ancora tutto perfettamente conservato. La soddisfazione, se vogliamo, è che i rilievi fatti di questa galleria con i sistemi, diciamo, speleologici, per cui fatti manualmente con bussola, climetro, prendendo tutte le misure, corrispondono perfettamente a quello che poi è la ricostruzione tridimensionale. Vuol dire che, insomma, se si lavora con attenzione si possono ottenere sempre ottimi risultati. Ancora una cosa da dire: la ricostruzione 3D apre anche un'altra parentesi che secondo noi è importante. Certo, visitare l'acquedotto è possibile, ma non tutti possono farlo, per età, per problemi anche fisici. Certo. Ecco, oggi abbinando a quei file, per cui a quel tipo di raccolta dati, con quelli che sono gli strumenti, per cui i visori della realtà virtuale, certo, effettivamente è possibile fare una visita virtuale, appunto, a queste gallerie. Io la prima volta che ho messo gli occhialoni sono rimasto meravigliato, perché ho detto ma è quasi impossibile. Invece oggi queste cose sono realizzabili e si fa una visita letteralmente camminando all'interno delle gallerie. E sono delle cose che fino a poco tempo fa inimmaginabili, ma oggi possibili. Certo, insomma, anche in un ipotetico museo dedicato alla speleologia o collegato al proteo, al tema della storia naturale, no? La possibilità, la butto lì, di avere un visore, di permettere a tutti di poter entrare anche a distanza nell'acquedotto teresiano potrebbe essere un'idea interessante nel momento in cui anche il sistema museale locale si sta trasformando, no Marco? Certo, infatti proprio il 3D è stato per la prima volta presentato in Museo di Storia Naturale all'interno di questo convegno, e ci teniamo tanto, come ha anticipato Paolo, proprio a parlare di un discorso di inclusività,
perché diamo veramente la possibilità di fare questo percorso virtuale comodamente all'esterno, seduti con questi occhiali. Ma non solo l'inclusività per fare delle visite alla portata veramente di tutti, ma anche per portare eventualmente questo prodotto all'interno delle classi, da far provare ai bambini, insomma, questa esperienza senza magari i rischi o l'ansia genitoriale ecco, di avere il bambino nel sottosuolo. Ma ancora una cosa, perché grazie al fatto che ormai la tecnologia è andata talmente tanto avanti, che i particolari sono talmente tanto perfetti e minuziosi, che avere il 3D di queste strutture sotterranee, noi sul fondo del Teresiano siamo a 150 metri sottoterra rispetto a Cava Faccanoni, quindi abbiamo anche uno specchietto su tutta la stratigrafia geologica che passa dal Flysch, cioè la roccia di cui è composta Trieste, fino a entrare nel cuore del Carso con il calcare. Quindi anche avere appunto minuziosamente nel dettaglio tutti questi particolari della galleria permette anche agli studiosi, anche dall'altra parte del mondo, di affrontare degli studi riguardanti la geologia o l'idrologia del territorio. Quindi un potenziale veramente enorme, sia per chi non riesce fisicamente a scendere, ma anche per chi vuole lavorare in Teresiano ma è tanto lontano. Chiudo con una battuta: quando ho messo il visuale e ho iniziato a percorrere queste gallerie con questo visore 3D, da operativo cercavo mazzette, secchi da spostare, no? E quindi ero un po' là che insomma, ma cosa c'è da fare? No? Quindi un domani che non riuscirò anch'io più a scendere, magari continuerò i miei lavori di adeguamento del sottosuolo tramite queste tecnologie. Tra l'altro, visto che sono gli ultimi minuti, ci sono due aspetti: uno, chi invece volesse visitare, se ci sono in programma visite, e due, una cosa che avevamo lasciato in sospeso, cioè il fatto che state lavorando, diciamo così, a monte dell'acquedotto teresiano, cioè per risalirlo verso il Carso. Dico una cosa stupida? No, assolutamente, ricordi benissimo, anzi ti ricordi anche troppo. Ecco perché sì, stiamo lavorando all'interno dell'ultima prosecuzione del Teresiano, perché lì abbiamo trovato la presenza di una fessura naturale, perché entrando proprio nel calcare lì c'è il carsismo e quindi la possibilità di intercettare delle cavità naturali attraverso questo scavo che in realtà è artificiale, e lì stiamo iniziando a lavorare, perché potrebbe essere che attraverso la galleria dell'acquedotto teresiano ci si riesca quasi a immettere, a trovare all'interno di una grotta naturale, che poi potrebbe anche avere dei risvolti magari più cospicui con una connessione alla superficie. Questo è tutto da verificare, ma visto che questa fessura, che è quasi una grottina, da cui spira un po' di aria durante alcuni periodi, ci fa presagire che ci possa essere la possibilità di andare un pochettino più avanti. Per le visite siamo stati travolti già più di un anno fa da una richiesta di visite di centinaia di persone, e adesso con tanta pazienza stiamo cercando di creare degli eventi ancora con i gruppi precedenti. Ci saprete dire, dai, sì, per evadere le richieste, diciamo sì, così. C'è stato un boom troppo iniziale, adesso siamo ingolfati, ma cerchiamo di fare il nostro Quindi casomai vi informeremo. Ricordo ancora il libro di Paolo Guglia che troviamo nelle librerie, già a Trieste, Le opere idrauliche minori della periferia, Luglio editore, e per chi volesse, credo sia aperto a tutti stasera alle 20 in quel di Banne, la sede della comunella locale, numero 6, al numero 6, quindi la presentazione del libro di Paolo Guglia. Grazie a lui, grazie a Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia. Noi ci rivediamo alle ore 13 e 20, c'è Telegiornale.